è veramente cosa gradita questa mattina per Mirella presentare il dottor, veramente una... Aspettate prima che vi spiego bene. Queste che vedrete questa mattina sono delle persone quasi tutte a me molto care. Perché? Perché hanno una sensibilità che va oltre quello che pensiamo noi di trovare. Riescono a capire soprattutto le fragilità, di cui parleremo anche questa mattina, che devono essere trattate alla pari. Ieri abbiamo sentito pari e uguali. Siamo sicuri che queste fragilità hanno tutto quello che si può dare come esseri pari e uguali, come creature? Ne parleremo col dottor Daniele Minotto. Si presenti intanto, dottor Minotto, che per me è veramente un piacere averlo ospite di presenza. Pensate, con sto tempo il dottor Minotto è arrivato a Sveglia Veneti. Dottor Minotto. Prima di tutto è un piacere, grazie davvero per l'invito, ed è sempre un piacere in questa trasmissione partecipata dalle persone, quindi questo sicuramente è una cosa che sono contento di essere qui. Io sono vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, siamo la categoria che rappresenta più di 450 aziende alberghiere prevalentemente nella città di Venezia, un pochino nei comuni limitrofi, ma prevalentemente su Venezia, e ci occupiamo di tutte quelle che sono le attività legate alle problematiche delle aziende, ma anche e soprattutto a quelle del lavoro, di cui stavamo iniziando a parlarne prima. Allora, com'è questo lavoro? Allora, non si trova personale, no, il sabato e la domenica, specialmente i giovani, non vogliono lavorare. Io parlavo invece col dottor Minotto che io avrei dei giovani che avrebbero voglia di lavorare, che hanno anche le caratteristiche per essere inseriti nel mondo del lavoro, però c'è un però. Hanno dei problemi, si muovono, come piace a Mirella chiamarli, diversamente agili, si muovono in maniera diversa, hanno bisogno di certi strumenti per muoversi che grazie alla grande tecnologia e alla ricerca abbiamo la fortuna di dare a queste persone, ma riescono a fare i lavori che noi chiediamo. Sto pensando ai camerieri magari, sto pensando anche alle persone che fanno le pulizie, perché no? Io li ho visti lavorare a Villa Margherita, devo dire la verità. Anzi, permettetemi di ringraziare specialmente l'ANFAS, veramente Graziella Lazzari, la sua presidente, che anche domenica ha mandato non uno ma 3 pulmini nonostante la pioggia. Loro sono arrivati con le loro carrozzine, non riuscivamo più a mandarli a casa, alle 15:30 abbiamo detto basta perché erano congelati, era freddo, ma a loro non ne importava niente. Sentirete l'intervista di una persona, la voglia di stare assieme, la voglia di vivere la giornata, ma chi se ne frega di 4 gocce di pioggia. Allora, dottor Minotto, forse è il caso di parlarne, di vedere con gli addetti ai lavori quelli che decidono per il sì, per il no, oppure che invece di guardare la persona guardano cosa è scritto nella carta, è una carta che dovremmo distruggere e farne un'altra, come ha detto lei, abbiamo regole sorpassate. Prego, dottor Minotto. Sì, il mondo è cambiato e oggettivamente da quando c'è stato, specie il periodo del Covid, sono cambiate tante cose, è cambiato il modo di approcciare il lavoro è diventato per le persone tra virgolette normali, anche se improprio definire così, è diventato quasi un disvalore in certi momenti, quindi cosa a cui non eravamo abituati, in modo particolare noi veneti. E quindi qualcosa si è mosso diversamente. Poi c'è quello che sicuramente è quello che è l'inverno demografico, che comunque comporta una riduzione di quella che è la popolazione attiva, perché ovviamente fortunatamente cresciamo sempre più come età, diventiamo sempre più anziani, perché vuol dire abbiamo una buona qualità della vita, però è anche vero che le persone prima o poi devono andare in pensione e quindi devono essere anche sostituite. Quindi è un momento favorevole per rivedere il modo di approcciare al sistema produttivo, al lavoro e alla regolamentazione del lavoro, perché noi appunto oggi ragioniamo su regole che hanno decine di anni e che con dei vincoli che giustamente erano stati inseriti perché era in una fase dove c'era una forte richiesta di lavoro da parte della popolazione a fronte di una scarsità di posti di lavoro. Oggi si è creata la situazione opposta, quindi c'è una situazione nella quale non c'è più il rischio che uno venga a dire mi ha rubato il lavoro perché è una categoria protetta, perché è stato inserito attraverso un percorso che non è agevolativo, perché quando parliamo comunque di chi parte con un gap di partenza, creare un percorso per dare la dignità di persona, perché alla fine il lavoro, che è uno degli elementi fondanti della nostra Carta Costituzionale, l'articolo 1, la terza parola mette il lavoro che fonda i principi di questo Paese, quindi è giusto che tutti abbiano la possibilità.
tutti al posto giusto. Nel senso che non possiamo pensare che una persona, a prescindere, possa fare tutto. Certo. E siccome lo spazio c'è, con delle giuste regole di flessibilità, quindi anche una gestione corretta del costo del lavoro che deve esserci, perché è ovvio che se una persona non può produrre 100 ma può produrre 30, è giusto che abbia la possibilità anche l'azienda di poter gestire quel costo che sia proporzionato alla capacità produttiva della persona. E questa è una cosa che non è il fatto di creare delle disuguaglianze, è il fatto proprio di creare un sistema di un ammortizzatore che permetta di poter far inserire e dare la possibilità di vivere a tutte le persone. Noi stiamo lavorando non solo con quelli che sono le forme di disagio dal punto di vista fisico, ma stiamo collaborando con il lavoro carcerario, stiamo cercando di reinserire perché è un investimento che l'azienda deve fare. Noi in modo particolare siamo albergatori, viviamo grazie a una rendita di posizione di una città straordinaria, ma della qualità della vita che c'è nella città. E il fatto di avere delle persone che vengono reinserite in un ciclo produttivo, inserite in una società sana, permettono di avere un ambiente più sano e quindi anche più piacevole da poter essere visitato dai nostri ospiti. E quindi tutti gli elementi sono necessari per creare un giusto ecosistema. Io farò squadra col dottor Minotto, io farò squadra col dottor Minotto, con i miei ragazzi, con le mie persone che sono meravigliose. Ho promesso, gliel'ho promesso domenica, che darò tutta me stessa per cercare di dare dignità anche al lavoro che faranno. Loro devono essere retribuiti nella stessa maniera che sono retribuiti gli altri. Questo vuol dire dare dignità anche alla persona e del lavoro che fa. Io non ne posso più di vedere certe cose e lo dico questa mattina e lo dico anche annunciando gli altri ospiti. Saluto Andrea De Lazzari, direttore tecnico ATL Atletica di Silea, che domenica era con noi nonostante la pioggia, che ringrazio. Saluto anche Marco Giacomo Sega, sindaco di Affini Verona. Buongiorno sindaco, c'è? Eccolo qua, lui è collegato dalle 8 stamattina. Guardate sto sindaco che bravo che è, grande sindaco. E saluto anche Gianluigi Naletto, sindaco di Dollo Venezia, eccolo qua. Tanti sindaci, perché sono quelli che alla Mirella piacciono di più, sono quelli nel territorio, quelli che devono dare risposte tutte le mattine, con una patata bollente che non sanno più da che parte mettere, poveri sti sindaci, non tutti, ma quasi tutti. Allora andiamo a sentire soprattutto Andrea De Lazzari, partiamo anche con le immagini così le facciamo vedere anche ai nostri ospiti, ai sindaci. Hanno letto questa mattina, ecco, il sindaco di Dollo, ma anche al dottor Minotto, quello che è successo domenica. Partiranno le immagini, vedremo poche interviste perché a farle tutte era impossibile, eravamo talmente in tanti domenica. Però vedete il villaggio delle associazioni, dottor Minotti, guarda cosa abbiamo messo in piedi domenica nonostante la pioggia. Allora De Lazzari cosa ci dice? Che giornata è stata e perché così in tanti nonostante la pioggia, nonostante il brutto tempo, la voglia di esserci, di vivere, di esistere? Beh, per noi è stata, intanto grazie per l'invito, è stata un'esperienza importantissima perché ha sancito un percorso che ATL Etica è una società sportiva dilettantistica, come ce ne sono tante dal punto di vista sportivo, però a inizio anno ha fatto una scelta di campo diversa. Pur mantenendo la profilatura di una società sportiva, ha deciso di ampliare il suo oggetto sociale al punto tale di poter avere anche i requisiti per profilarsi come impresa sociale. Quindi diciamo che se non è la prima, è tra le prime società italiane sportive che hanno deciso di profilarsi sia nel registro sportivo del CONI che in quello del RUNTS del terzo settore. Perché? Perché riteniamo che lo sport è un veicolo fondamentale per aiutare il sociale e tutti quei casi di persone, come spesso si pensa solo ed esclusivamente alla disabilità fisica o mentale, ma in realtà ci sono anche tante altre esperienze, tipo le fragilità, tipo i ragazzi che hanno sbagliato e dare la possibilità di rimediare ai propri errori con la pena riparativa. Noi siamo convenzionati anche col Tribunale di Treviso. E perché? Perché si parlava prima di Costituzione, l'articolo 1 è il diritto al lavoro per tutti, no? Bene, noi siamo fortunati perché dal 2023 è arrivato in Costituzione nell'articolo 33 il diritto all'attività sportiva per tutti. Allora, se la legge è uguale per tutti, che è l'articolo 3, diciamo che
dobbiamo trovare delle soluzioni oggi anche per lo sport, perché tutte le fragilità, tutti i casi sociali, le società sportive le hanno sempre accolte e in qualche modo aiutate. Però è difficile, e quindi, siccome già sono passate le società sportive sulla variazione della nuova normativa, inserire l'ambito sociale è fondamentale. Abbiamo un momento storico importantissimo, lo dico per le imprese. ATL Etica, fra l'altro, è in rete d'impresa con Assindustria Sport Padova, che è società di Confindustria Veneto Est. Bene, tutte le grandi aziende hanno l'esigenza di costituire il proprio bilancio sociale di sostenibilità, all'interno del quale c'è l'area sociale, c'è l'area ambientale e manageriale. Ecco, il sociale potrebbe attrarre molte risorse da questa necessità che hanno le aziende. Lo sport non poteva, perché ciò che era considerato solo sport non poteva avere i requisiti per aiutare le aziende a completare il loro bilancio di sostenibilità. Questa doppia valenza che ha messo in campo ATL Etica ha permesso di dire no, anche lo sport è uno strumento per inclusione sociale e quant'altro, e quindi iscrivendoci al terzo settore siamo alla pari di tutte le altre associazioni del terzo settore, che è stato fantastico a Silea, perché ne abbiamo viste tantissime, le faccio i complimenti perché erano quasi 80. Ecco, però deve far riflettere 80 associazioni del terzo settore che fanno del bene, 3 sportive che fanno altrettanto bene, una di queste 3 o 4, ok, era con la doppia valenza. Quindi probabilmente abbiamo anche tracciato una via nuova per far capire che anche il diritto all'attività sportiva per tutti può essere uno strumento per creare inclusione e sostenibilità sui propri territori. Io sono molto felice e saluto e facciamo tutti quanti i complimenti al dottor Dino Ponchio, che è stato rieletto presidente del CONI regionale, perciò facciamo un grande saluto e penso che con questo presidente io gli ho mandato un messaggio a nome di tutti voi, mi sono congratulata. Lui mi ha risposto: grazie anche a lei Mirella, ce la faremo. Ecco, faremo squadra e ce la faremo a fare quello che vogliamo fare, cioè dare la possibilità a tutti di fare queste discipline sportive, di avere la possibilità di questa rabbia di molti ragazzi di essere tirata fuori in maniera diversa, non come stanno facendo alcuni, e soprattutto dobbiamo cercare di, come ha fatto il sindaco di Silea, poi vedremo anche l'intervista che abbiamo fatto, quello che ha detto a nome di come sindaco, cosa bisogna fare. Allora partiamo proprio dal sindaco di Verona, sindaco Sega, cosa ci dice? Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Tanto sono il sindaco di Affi, non di Verona. Ecco, mi hanno scritto Verona, va bene lo stesso. Comunque siamo in provincia di Verona, ecco. E cosa mi dica lei? Ecco, Affi è un paesino. Cosa ne pensa ecco, di questo villaggio, di queste associazioni, quante ne ha lei, l'importanza di avere anche il sindaco queste realtà che lo aiutano anche in momenti veramente difficili, il volontariato? Prego sindaco. Grazie. Allora, ad Affi ci sono parecchie associazioni, e come quasi tutti i paesi, però naturalmente spicca l'associazione del calcio, che è fondamentale per portare fuori dalle famiglie questi ragazzini. Questa associazione ha circa 400 ragazzi di tutto il comprensorio del Baldo Garda, e naturalmente le associazioni sono il braccio operativo anche delle varie amministrazioni, perché se non ci fossero loro il paese sarebbe anche un po' morto. E poi naturalmente bisogna continuare a incentivare questi giovani, perché purtroppo abbiamo un calo demografico sulla parte dei giovani che partecipano a queste associazioni, e questo è un po' deludente, ecco, perché per tutto l'impegno che qualsiasi persona, dal sindaco al presidente dell'associazione, cerca di promuovere, è difficile reclutare nuove persone. Però sindaco è difficile perché a mio avviso molti anche genitori sono diventati dei pigroni, nel senso che invece di stimolare il ragazzino, il ragazzo
a uscire, a fare qualche disciplina sportiva, a fare il mondo del volontariato, lo lasciano comodamente nel divano con questi maledetti strumenti che li stanno distruggendo, perché voi non avete idea dove vanno con questi strumenti e cosa vedono. E poi c'è la privacy, oppure il trailer che non può essere visto dai 14 anni ma a 18 anni, guarda, fuori di testa. Perché io sono stata proprio con l'assessore Francesco Biasin a Stilea a vedere il Parco dei Moreri per fare un sopralluogo, per vedere come organizzare questo villaggio delle associazioni, e erano le 16 del pomeriggio, giostrine, giornata meravigliosa, primaverile al massimo, non c'era un bambino, un ragazzino fuori, non ce n'era uno. Allora io ho chiesto all'assessore, ma oggi questa giornata? No, è sempre così. Escono qualche volta alle 18 di sera, magari per farsi qualche carne in fondo al parco, il resto è vuoto. Allora, sindaco Naletto, forse dobbiamo accelerare noi, voi, assieme al mondo del volontariato, andarli a prendere a casa, suonare i campanelli. Noi facciamo questa manifestazione. Ci dai tuo figlio, oppure vieni anche tu a darmi una mano, perché ho bisogno del tuo aiuto, da solo non ce la faccio. E così non riusciamo ad avere i ragazzi. Vuoi aiutarci? Come si faceva una volta, quando c'era la sagra, la parrocchia. Non abbiamo più oratori, non abbiamo più preti, ma abbiamo i sindaci. I sindaci sono importanti, perché quando il sindaco o l'assessore, noi servizi sociali, guardi, sto parlando dei sindaci, suonano il campanello, no il telefono, la mail, no, già suonare il campanello, sindaco, e dire: io faccio questa cosa nel paese, nella città, vieni anche tu con la tua famiglia, ho bisogno del tuo aiuto. Io penso che su 10 campanelli 7, 8 magari dicono anche di sì. Cosa dice sindaco Naletto? Ma dico che dici bene, Mirella, bisogna ritornare ad andare casa per casa, piazza per piazza, a ricalpestare le nostre strade, no? Per capire anche come è cambiato il nostro paese, ma soprattutto che tipo di famiglie trovo nel momento in cui suono un determinato campanello. E lì la scoperta è importante, spesso è anche straordinaria, nel senso che sono in attesa di qualcuno che li chiami. È vero quello che tu dici, in un periodo, in un momento storico, no? Dove tutti siamo connessi in tempo reale in ogni parte del mondo, no? Con tutti. Bene, cos'è che come sindaco, ma penso che anche i miei colleghi mi daranno ragione su questo, cos'è che trovo come costante in ogni casa, o spesso in tante case? La solitudine. Cioè il fatto di chiudersi dentro, no? E di aver paura di aprire, per tanti motivi, ma di aprire non solo la porta, ma anche di aprirsi loro a relazionarsi con l'altro. Insomma, lo sforzo è quindi quello di ritornare a parlarsi, ad ascoltarsi, a ritrovarsi insieme. L'iniziativa che ho visto prima è straordinaria. Anche noi ne facciamo di simili attraverso certamente lo sport, ma anche occasioni dove potersi riappropriare anche di spazi che sono di tutti. Ecco, un'altra cosa importante, ritrovare il gusto della cosa pubblica, no? E di dire ciò che è di tutti è anche tuo, approfittane. È un'occasione per stare meglio anche rispetto a ciò che hai dentro casa tua. Questo, Mirella, credo sia oggi il messaggio, che è di una semplicità unica, ma proprio perché semplice è il più difficile, perché ammette uno sforzo da parte di ciascuno, in primis del sindaco, ma e soprattutto di ogni concittadino e concittadina. Io l'ho detto anche al presidente della Proloco nazionale, l'ho detto a quello regionale, e mi hanno dato ragione. E mi hanno detto: sai Mirella, che faremo proprio così. Ma non solo, anche il sindaco di Ponzano Veneto, gli ho detto: guarda che devi andare nelle case a suonare il campanello e vedere le fragilità. E lui l'ha fatto, poi è ritornato e ha detto: avevi ragione tu. Pensavo di conoscere tutto, invece mi sono accorto che c'era proprio bisogno di questo, di entrare nelle case e vedere chi c'è,
perché quando hai aperto la porta tu riesci a capire. È come quando entri in un albergo, quando apri la porta vedi già l'albergo, poi vai in cucina e vai nei bagni e non serve che fai tutti i piani, basta solo che vai su quei 2 posti. Quanto importante è, dottor Minotto, l'accoglienza, ecco, il sorriso, la cordialità, perché tutto serve, ma sono le prime cose che tu noti. Prego. Allora, il nostro lavoro è un lavoro più complesso rispetto a quello che normalmente si crede, perché molto spesso il nostro settore è stato considerato quasi non un settore produttivo, ma il lavoretto dello studente tra un anno scolastico, anno universitario e l'altro. Alle volte sento ancora, mi dicono ma non so fare niente, fammi fare il portiere di notte. Beh, il portiere di notte da noi ha un livello più alto perché prende le prenotazioni dagli Stati Uniti quando è giorno, deve rispondere, e ha la per le lingue e soprattutto la responsabilità, perché l'albergo è vivo quando è di notte, perché la gente dorme in albergo, quindi magari c'è 800 persone, 500 persone che sono in casa, e quindi saper gestire quelle che sono le criticità, un malore, una cosa di persone che magari sono a 10.000 km da casa loro, dal parente più vicino. Quindi è un lavoro che è complesso, ma non solo quello delle figure che vediamo tra virgolette in modo più apicale perché le vediamo al banco della reception, ma pensiamo anche alla cameriera dei piani, che potrebbe essere dover fare un rifacimento della stanza con l'ospite dentro. Tutto il nostro personale vende il prodotto, l'offerta turistica alberghiera. Sono pochissime le figure che non hanno contatto con l'ospite, forse il lavapiatti ma è difficile che possa averlo, ma anche lo chef esce perché deve venire in sala, il cameriere ha rapporto e vende quello che è il nostro prodotto, che è il servizio che viene dato agli ospiti. Quindi sapersi relazionare, saper vivere insieme a quelle che sono persone diverse, questo è l'elemento fondamentale per lavorare nelle nostre aziende. La professionalità si impara, a gestire una tecnica di servizio, una cosa si può fare, ma quella che è una dote e una capacità di convivenza, che oggi sta diventando sempre più difficile, per oggi è difficile stare tra le persone. Questa è la cosa principale, e noi siamo anche fortunati perché quando alcune catene francesi che stanno venendo in Italia ci dicono guarda, voi tutto sommato qua in Italia andiamo anche bene nel reclutamento del personale perché voi avete una dote innata che è l'ospitalità, cosa che non abbiamo a casa nostra, e per dire ai francesi avete capito? Avete capito cosa ha detto il dottor Minotto? Allora sentiamo anche il sindaco di Affi, perché questo nome? Sa che a casa hanno piacere di conoscere, che magari non hanno mai sentito questo comune, perciò capite l'importanza anche di conoscere il territorio, i loro sindaci. Prego sindaco, perché si chiama Affi? Deriva da Affius, e già nello stemma c'era il Monte Moscal, che è un piccolo promontorio del paese, ma poi anche dal castello, e questa storia peccato che non abbiamo neanche un'immagine, sindaco, la prossima volta vi obbligo, perché voi venite ma dobbiamo anche vedere, vi devo obbligare. Prego, prego sindaco. Bene, comunque ecco, la zona era un feudo dell'abbazia di San Zeno di Verona, e da questo deriva il nome anche da Castelnuovo dell'Abate, e nel 1260 circa più o meno ha preso il nome proprio di Affius, e poi si è tramutato in Affi. È un paesino. Dottor Minotto conosceva questo paese? Sì, assolutamente. Lei lo conosceva? Ecco, vede che siamo anche in una buona strada. Ma il turismo, cos'è il turismo? Cos'è la promozione del turismo, anche di questi borghi meravigliosi, come sta spiegando lei, che abbiamo? Dove bisogna investire, sindaco? Ma con le poche risorse che avete, siete anche bravi a fare quello che fate. Cosa avreste bisogno? Prego. Allora, Affi nasce come un piccolo centro storico, e da questo centro storico si è sviluppato tutto grazie all'autostrada. È rimasto il centro storico, e noi facciamo al secondo weekend di giugno addirittura una festa medievale. Questo centro storico negli anni si è ripopolato perché abbiamo cercato di promuovere quello che era la ristrutturazione di queste case antiche. E abbiamo trovato, per fortuna, noi siamo a qualche chilometro dal lago, anche molti stranieri che hanno investito.
e difatti questo permette a un tessuto sociale dell'entroterra gardesano di poter vivere con molti anche B&B. Il turismo è fondamentale, non solo quello del lago ma anche quello dell'entroterra. È cambiato il turista una volta veniva ad esempio sul lago di Garda con il motoscafo, adesso tutti i turisti provenienti dalla Germania hanno le bike, iniziano a girare verso l'entroterra e scoprono nuovi borghi e magari si affezionano a dei rustici e acquistano dei rustici per poter poi trasferirsi nel periodo estivo. È fondamentale proprio la promozione e far conoscere anche la via più piccola, il borgo e non solo, ma bisogna anche curare queste piccole perle che noi abbiamo sul territorio. E la chiamate proprio bene, piccole perle che noi abbiamo la fortuna di avere, magari non le conosciamo neppure, ecco, anche noi siamo diventati un po' strani, andiamo in California magari, però quando scendono dal treno a San Marco non riescono neanche a Piazzale Roma, non riescono neppure ad arrivare a San Marco, devono prendere il vaporetto perché sennò si perde. Guardate che è così, credete alla Mirella. Allora andiamo da Rinaldo Venezia. Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire al direttore degli albergatori, io dagli anni 60 fino al 2000 ho servito tutti gli alberghi di Venezia che portavo la frutta e la verdura, conosco il Daniele, conosco tutti quanti gli alberghi, dal Bauer all'Hotel Luna, tutti insomma. Ma una volta Venezia era un'altra roba, anche gli alberghi erano un'altra cosa. Adesso è Bauer e Naremengo, va bene, e Daniele poco, ma non c'è più gli alberghi della volta che veniva, intanto lavorava 4 mesi l'anno, 5, perché a settembre veniva i signori se morava. Adesso Venezia non c'è più quella della volta. Mio figlio lavora a Cipriani, a Gaberto al Medio, e adesso c'è a dove in Sciata, diremo, al Medio. Ma erano diversi gli alberghi. A Lido, quando mi vedeva le mostre del cinema, Daniele, l'Eccelsior, il Ben, veniva tipo un po' dei personaggi, veniva Falù, Re Falù, e aveva 20 mogli, 500 valigie, era una bellezza. Adesso non c'è più neanche la gente che viene, sì, c'è tanti turisti, ma che va su certi alberghi. Daniele, per esempio, finalmente 2 anni fa, in Tarassa, solo al Daniele, veniva in braghe curte, perché mi vado spesso su quegli ambienti. I turisti venivano a mangiare, il presidente deve mangiare in braghe curte, non è possibile, no? Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, comunque sei stato chiaro, poi risponderà il dottor Minotti. Io non sono convinta che è così proprio, Rinaldo, dopo sentiremo, però vorrei chiedere anche al sindaco di Dolo, Naletto, questa vicinanza a Venezia quanto importante è, e soprattutto ecco, questo scambio. Sono dell'idea che non si fermano solo a Venezia, ma hanno anche piacere di vedere l'entroterra, di conoscere le nostre specialità. Io sono convinta che vengono in Italia perché è il paese più bello del mondo. Abbiamo l'accoglienza più bella del mondo. Non ditemi che non è vero, perché io sono convinta. Poi abbiamo una creatività, abbiamo la gentilezza, ecco, questa parola magica che forse se riescono a tirarla fuori come una volta. Eravamo gentili, eravamo accoglienti, adesso siamo diventati un ospite, sindaco Naletto, sa cosa ha detto? Che i veneti si imbaucai. Mi piace tanto sta frase, dai, la dico spesso. Siamo un po' imbaucai. Sindaco Naletto, cosa dice? Ma da Dolese, dove c'era un detto, no? Pandoro del Dolo, no? Quindi dico che noi siamo giusti a metà fra Padova e Venezia. Con Venezia poi ci lega come Dolo tanto, ci lega la fede, la religione, San Rocco, la Madonna della Salute, ci lega poi la cultura con le opere artistiche, le ville venete, i soggiorni di
datrizi veneti, no? Nell'entroterra, appunto nella campagna. E Dolo quindi poi alimentava in maniera importante Venezia attraverso l'acquedotto che partiva proprio da Dolo con la Seriola Veneta, con lo squero, unico squero rimasto per la riparazione delle barche appunto nell'entroterra, c'è quello poi di Venezia a San Trovaso. Insomma, è vero, e dici sempre bene, Mirella, l'Italia è un paese di paesi e di città, fatto da particolarità e da diversità. Non lo dico io, ma lo diceva un Presidente della Repubblica molto colto che era Carlo Azeglio Ciampi, no? E io mi tengo sempre in mente questa frase, questo concetto, perché è la nostra originalità che ci fa grandi, le nostre bellezze, i nostri tanti ambienti che ci uniscono però quando serve, ecco, nelle emergenze, ma anche nella solidarietà e nell'aiuto al prossimo in una nazione. E su questo c'è poco da fare, siamo unici. C'è un esempio, ho visto, perché ero collegato con l'Expo che è in Giappone, Osaka, no? E Venezia e il Veneto nel nostro padiglione nazionale sta facendo la parte da leone. Perché? Perché siamo simpatici, siamo, come dici tu, alternativi, abbiamo il sorriso tra le labbra. E d'altra parte 1100 anni di storia di indipendenza di Venezia, che competeva e si relazionava con tutto il mondo, non è da poco. Quindi ce l'abbiamo nel DNA questo. Dobbiamo però riscoprirci, ecco, avere più coraggio, più intraprendenza, insomma, ritornare ad essere veneziani come lo siamo profondamente e storicamente. E in effetti la ringrazio, Sindaco Naletto, per queste parole che ha detto, perché io sono convinta che certi politici dovremmo accogliere col bazooka, altro che storie. Noi veramente abbiamo nel DNA questa creatività e le fasce più colpite sono stati proprio gli artigiani, pensate. Ecco, questo know-how che avevamo, questa linfa vitale che creavano tutti i giorni qualcosa di bello, di unico. Gli altri sanno copiare ancora adesso, ma la creatività ce l'abbiamo noi. Loro sanno solo copiare, perché questo, se non ce l'hai nel DNA, non ci riuscirai mai, potrai solo copiare. E invece stiamo perdendo Murano, Burano, stiamo perdendo queste realtà che hanno fatto grande la Serenissima. Ecco, dottor Naletto, quando arriva il turista, cosa chiede? Dove vuole andare? Cosa vuole visitare? Cosa vuole mangiare? E quando va via, cosa vi dice? Noi siamo curiosi, vogliamo anche capire questo turista quando arriva e quando parte cosa dice. Beh, io mi riallaccio anche un po' a quello che diceva al telefono lo spettatore. Rinaldo. Allora, gli anni passano e le cose cambiano. Purtroppo quelli che citava prima erano gli alberghi della Ciga, erano la più grande compagnia che abbiamo insegnato l'ospitalità al mondo. Purtroppo, appunto perché non c'è la cultura di questo settore come settore produttivo, non si è investito per salvare, si è trattato di salvare l'Alitalia per decenni e abbiamo perso quello che era una colonna portante dell'ospitalità a livello internazionale. Quelli che erano le Cessio, i Danieli, erano tutti alberghi da Ciga, i Gritti. E che funzionavano anche bene? Funzionavano molto bene ed è stata la scuola per quasi tutti i direttori, quasi tutti quelli che sono i professionisti che ci sono a livello mondiale. L'offerta veneziana è migliorata, perché quando parlava del 2000 o parlava di qualche anno prima c'erano a Venezia 5 alberghi a 5 stelle, erano 9 alberghi. In questo momento sono 35 e ne devono aprire altri 5-6 nel giro di un paio d'anni, quindi circa il 60%, quindi su circa 34.000 posti letto che ci sono alberghieri, il 65% si collano con tra le 4 e le 5 stelle, quindi l'offerta turistica veneziana alberghiera è di altissimo livello. Poi non vengono più le grandi persone, stiamo sentendo in questi giorni i matrimoni di Bezos, quindi credo che sia l'uomo più ricco del mondo e ha scelto Venezia per venire qui. Poi è vero, abbiamo un'offerta turistica veneta che è impressionante. Noi siamo la prima regione d'Italia per presenze turistiche. Abbiamo 3 capitali di provincia, Verona, Venezia e Vicenza, che sono siti UNESCO. Abbiamo Padova che comunque ha delle aree che di fatto lo è quasi come l'intera città. Abbiamo poi tutta la parte delle Dolomiti, abbiamo tutti i tematismi possibili, abbiamo quasi più di 70 milioni di presenze l'anno nella nostra regione.
nonostante siamo una delle regioni principalmente manifatturiere. Quindi abbiamo davvero tanto. Poi abbiamo dei problemi che sono quelli che vediamo in modo molto italiano, molto veneto, dei campanilismi dove, se pensiamo ancora che a Mestre si parla ancora del referendum, di dire se parliamo Mestre a Venezia, quando abbiamo un newyorkese che è un quartiere ha più abitanti di tutto il Veneto, e quindi abbiamo sicuramente un problema logistico e speriamo si risolva per l'anno prossimo per Cortina, ma se ci fosse un sistema di spostamenti più veloci sicuramente la nostra regione, un ospite potrebbe starci davvero un mese occupando ogni giorno per vedere un sito degno di essere un monumento nazionale in qualunque altro paese. Quindi abbiamo davvero... poi è ovvio che l'attrattività, la potenza di un brand come quello di Venezia, che ha fatto anche la regione Veneto, ha deciso di promuoversi come The Land of Venice, proprio perché in tutto il mondo Venezia è conosciuta, cioè non c'è nessuna persona nel pianeta che non sappia cos'è Venezia, e tutti vogliono prima o poi venire a vedere la nostra città. Però Verona se la gioca con Firenze. Cioè stiamo parlando di numeri, realtà, esatto. Cioè, è che ovviamente avendo dei player così importanti, e cosa vogliono vedere? Vogliono soprattutto vedere una cosa che è il nostro stile di vita, perché l'ambizione di qualunque persona del mondo evoluto è di vivere da italiano. La qualità della vita che abbiamo nella nostra regione, unita oltre a tutto quello che è l'enogastronomia, ma anche semplicemente abbiamo ospiti che vengono perché c'è una sanità che funziona. Perché poi chi ha grande capacità di spesa di solito non è neanche giovanissimo, e quindi sapere che ci sono delle strutture di eccellenza. Se anche sto male, mi capita qualcosa, sono al sicuro. Capite cosa guarda anche il turista? Sicurezza sociale. La fermo un attimo perché abbiamo Lino da Cornedo, se no mi cade la linea. Vai Lino. Sì, pronto, pronto. Buongiorno. Niente, siccome che ho appena seguito il vostro discorso di che noi veneti siamo la regione più bella d'Italia e l'Italia è l'area più bella del mondo, questo sono d'accordo, però in questo sistema che adesso la gente vuole fare, soprattutto quelli noi nostri qua, perché c'è qualche dunque che può anche essere incriminato, ma vi rento qua in casa e fa quel che vuole, e ruba e porta via, e se chiamiamo i carabinieri gane mali, cioè voglio dire no, la democrazia cosa che vuol dire? Che ognuno fa quel che vuole, la democrazia. Cioè, non riesco a interpretare, ho 72 anni e sono vissuto, e fino a 50 anni stava la porta aperta e andava avanti in Dio chi che voleva, e se aveva bisogno domandava, era uno che aveva bisogno, è sempre stato Poarini, e era qui per i Poarini degli altri, e veniva in casa che dava un tocco di pane, adesso diventa tosse, però che stai fermo, che ti piace che fa quel che vuole. Cioè, la burocrazia, chi che ne comanda, in altri paesi non esiste, è come Fratello che è in Canada, e detto, se uno retto lei in casa mia e va fuori a stessa testa, cioè voglio dire, passiamo da un sistema di difesa che non riesco a capire, gli altri fa si va rento in casa, negli altri stati non può andare perché lo sa che viene condannato, che viene fatti soprattutto anche l'altro dì in America che ne ha Coppa 1 perché erano delinquenti, e qua ne altri. Abbiamo avuto una sagra là a tempo indietro, e se mi rento una banda di ragazzi giovani esteri che era un po' commissia, cosa come, e gli ha bastonato così, e i nostri gli ha toccato tirarsi in Dio, perché se no i carabinieri gli ha detto che se fate qualcosa dopo vi tocca pagare. Ma grazie Lino, devo andare avanti perché devo andare in pubblicità. Non è così Lino, l'Italia è lo Stato più sicuro. Allora finché continuiamo a far passare messaggi come quelli che senti giustamente, Lino, guai uscire perché trovi il gruppo che ti farà del male. Alle 5, alle 17 le persone non riescono, specialmente diversamente giovani, neppure a portare fuori le immondizie perché hanno paura, noi non andremo da nessuna parte. Non è così, i numeri lo dimostrano, poi giustamente Lino sente quello che sente e vede quello che fanno vedere, perché ricordati
che c'è qualcuno che vuole arrivare a questo. Non è vero che è questo. Io la mia città l'ho sempre difesa, Treviso, e ho detto che non ho paura di girare per la mia città. E guardate che è una che gira anche di sera, anche a tarda sera. Ho paura più di spostarmi a pochi chilometri che girare nella mia città. Però cosa sta passando adesso? Il messaggio che Treviso non è più sicura, che Treviso bisogna stare attenti perché trovi di tutto e di più. No, non è così, io continuerò a dirlo, i numeri mi danno ragione, il prefetto dà ragione, le forze dell'ordine mi danno ragioni, i cavalieri di Vittorio Veneto che ho avuto ieri, un ex carabiniere, ha dato i numeri che sono veri, perciò capite che se continuiamo a dire ho paura, esco, non esco perché il messaggio è questo, noi non ce la faremo più invece a capire che stiamo sbagliando tutto per dare la visibilità forse a qualcuno che non lo merita. Pubblicità. Abbiamo un altro ospite al telefono, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Prima parlavate di denatalità, no? È anche uno dei problemi per cui il bambino non esce a giocare, perché se non ha amici cosa va a fare fuori di casa da solo? Il problema è che hanno fatto la legge Biagi, la riforma Maroni, la riforma Fornero, il Job Act, l'articolo 18, tutte leggi che sono state a discapito dei salariati. Io mi ricordo quando la Panda costava 8 milioni di lire, la gente prendeva 1.300.000 lire, magari se lavorava anche nel tessile, vuol dire che 1.300.000 lire per arrivare a 8 milioni ci volevano 6 stipendi. Adesso per comprare una Panda che costa 16.000 euro ci vogliono 11 stipendi se uno prende 1.400 euro. Ma lo vediamo anche dai dati, la Germania fa un figlio e 46 per donna e dà un reddito di 52.000 euro pro capite. La Spagna fa un figlio e 16 per donna, ha un reddito di 32.000 euro pro capite. L'Italia fa un figlio e 20 per donna e dà un reddito di 38.000 euro, che non ci credo tanto, 38. Comunque la media è calcolata in base a chi è la media, insomma. Allora, se con tutte queste leggi che hanno svuotato le tasche dei salariati, è inutile pensare di guardare su una società come questa. Cioè, una volta c'era una società che le mettevi al mondo i figli e mandavi a lavorare nei campi, se anche era. Adesso solo a mandarli a studiare, cioè ci sono le università tematiche che hanno una resa assurda, no? E le università, quelle di presenza, sono costosissime. Cioè, non è mica una società come quando si lavorava nei campi, è una società dove se adesso uno una volta lo mandavi a lavorare nei campi e poteva andare anche uno che non capiva nulla, ma adesso se uno non è all'altezza della società si trova veramente svantaggiato. In più si continua a legnare i salariati. Buona giornata. Grazie Claudio, abbiamo sentito le riflessioni di Claudio, sentiamo il sindaco di Affi come commenta quello che ha sentito e soprattutto ecco i sindaci che hanno una forza enorme. Sai, io glielo dico sempre ai sindaci, poi ne avrò altri due, glielo dirò anche a loro, tutte le mattine ho 2 o 3 sindaci, perché voi avete gli eserciti piccoli e grandi che sono i cittadini che vi eleggono. Però mi sembra, sindaco, lo dico in generale, che siete troppo tiepidi, non riuscite a farvi ascoltare. I fondi del PNRR che erano stati destinati principalmente al terzo settore sono stati deviati. Come mai? Perché? Forse dovete tutti assieme, visto che avete questi eserciti che sono i cittadini che vi eleggono e siete in tanti in Italia, volete forse battere più forte ecco, questo non ascolto che non c'è da parte di queste istituzioni, che una popolazione che diventa sempre più anziana senza servizi, ma chi se ne frega del cemento, che se ne frega del letto d'oro se dopo non ho il medico che mi cura bene e l'infermiere, ma chi se ne frega di queste cose qua? Io ho bisogno di essere curato bene, ma cosa mi interessa se faccio un grande intervento, va tutto bene, poi arrivo a casa e
nessuno viene a curarmi, ad aiutarmi. Prego, sindaco. Ecco, ha detto bene signora Mirella, manca proprio il tessuto, il collegamento tra il sindaco e la popolazione e tutte le istituzioni, sia nel PNRR, come ha citato lei, perché io porto l'esperienza di AFFI, abbiamo tentato di partecipare a molti bandi, però purtroppo non avendo le capacità anche professionali di poter accedere a questi bandi, ne abbiamo persi il 4 su 4. Manca proprio questo collegamento con le istituzioni, anche se purtroppo mi ripeto. Sindaco, mi scusi, di che partito è? Centrodestra, centrosinistra, civica? Noi siamo da una lista civica. È per questo che ha perso i bandi. Sindaco, per questo che ha perso i bandi, sindaco, glielo posso assicurare, sindaco. Almeno 1 o 2 lo poteva vincere. Prego, sindaco. Forse ha ragione, serviva qualche tessera di qualche partito. Comunque lo sto notando anche nel mio paese, che manca proprio questo collegamento con le istituzioni. Noi andiamo a bussare, facciamo la voce grossa, abbiamo problemi di traffico, abbiamo problemi di sanità, ci mancano i medici sul territorio. Io personalmente 2 anni fa andavo a prendere le ricette a casa delle persone per andare alla ASL per farmele fare. Mancava il medico, nessuno ti risponde su queste cose qua. Ha ragione lei quando dice cosa mi interessa se faccio un po' di cemento in più, ma a me servono i servizi. È questo che manca sul territorio, e noi sindaci non è che non ci piace fare il sindaco, ma non veniamo proprio ascoltati. Se venissimo ascoltati forse ci sarebbero più persone che si mettono a disposizione per la comunità. A volte è avvilente perché si fanno delle telefonate per avere anche un mezzo pubblico e poi cosa si fa? Non si ha risposta. È veramente, almeno parlo per il mio caso, avvilente fare il sindaco ed demotivante. Allora le do una bella notizia. Io ho sentito il sindaco di Cortina tempo fa e a lui va tanto bene, allora ho detto guardi, ci trasferiamo tutti da lei perché è il primo sindaco che sento che va tutto bene. Forse aveva lo zio Tom che girava con la valigia piena di soldi, allora è facile dire. Allora ho detto veniamo tutti a Cortina. Devo averne trovato 2 sindaci che dicono va tutto bene, non c'è problema di niente. Allora io appunto porto anche la vostra voce e dico bene, ci trasferiamo tutti da voi perché in giro non va così bene. Sentiamo il sindaco Naletto. Sindaco Naletto, lei invece centrodestra, è riuscito a vincere qualche bando, sindaco? Sì, qualche bando l'abbiamo vinto, ma devo dire che non tanto per il colore politico, partitico, meglio, quanto in questo caso perché c'è stata, qui devo riconoscere un'ottima azione di coordinamento da parte del nostro sindaco metropolitano, che è il sindaco di Venezia, che ci ha messo insieme tutti i 44 comuni e ci ha aiutati a individuare delle direttrici, insomma degli obiettivi da portare a casa insieme. Chiaro, non tutti sono stati oggetto subito di questi fondi, però tutti alla fine, a distanza di qualche anno, hanno potuto goderne. Ma mi piace, ecco, il ragionamento che ancora una volta si fa, no? Di questi primi cittadini che sono vincolati da un rapporto fiduciario, perché il cittadino ha scelto il proprio sindaco. Allora noi dobbiamo essere forti di questo. E nei momenti di difficoltà sono tanti, inutile che ci nascondiamo, non va. Io bene il collega di Cortina, ecco, ma chi non può essere felice quando nel 2026 ospita un evento olimpionico internazionale. Però dico, noi abbiamo un riferimento, che è il prefetto. Quindi ogni provincia ha un riferimento, è lo Stato vicino a noi. Io lo dico al prefetto di Venezia mio, è il mio papà a livello istituzionale. E allora mi riferisco a lui senza paura, per dire io ho questo, però voglio arrivare a questo obiettivo. Mi dai una mano? Come posso fare? I partiti ormai di fatto
sono ormai lideristici, cioè c'è un capo, no, o sei, come dire, allineato dietro al capo, oppure non c'è un pensiero forte, non c'è una strategia, no, di sviluppo. Ma allora come si fa? Lo si fa imparando forse proprio dalle associazioni, lo si fa imparando da chi senza niente ha una forza però grande di mettersi assieme di fronte, no, ad obiettivi importanti e scommettendo su quello che è ancora una volta quel coraggio che ti dà anche la forza di andare avanti nonostante tutto. Non so se mi sono spiegato. No, si è spiegato bene, Sindaco Naletto. Il problema è che dovete spingere di più voi, noi non ce la facciamo, noi non siamo ascoltati. Siete voi che avete gli eserciti, siamo noi l'esercito, anche perché se fate bene venite rieletti, se non fate bene andate a casa, non c'è niente da fare. Abbiamo questo potere. Allora, quando siete bravi e avete gli eserciti, fatevi sentire, bisogna fare rumore, sindaci, siete troppo tipidi, ve lo dico io, e questo tepore non impaurisce, non impressiona la politica ha paura dei numeri che si ribellano, questi, e voi dovete ribellarvi, perché guardate che è un momento delicatissimo per tutta la nostra società. Andiamo a vedere il Made in Italy, giornata del Made in Italy. Che cos'è il Made in Italy a Treviso? Il Made in Italy siamo noi. Parte da questo concetto la giornata del Made in Italy anticipata dall'Associazione di Commercianti di Treviso con un incontro in Camera di Commercio. Il manifatturiero Made in Treviso vale 15 miliardi e 650 milioni di euro, seconda provincia in Veneto per esportazioni. Numeri importanti quindi, che poi è il valore aggiunto di ciò che realizziamo e proponiamo all'estero, ma anche a chi ci viene a visitare. Che è quello che cercano i turisti quando vengono a Treviso. Non vogliono possibilmente comprare quello che possono comprare a Londra piuttosto che a New York, ma quello che qui caratterizza il nostro modo di essere, di vivere e che loro cercano di portare a casa. Ed è su quello che sia il mondo produttivo che quello del commercio devono puntare per vincere le sfide tra dazi e concorrenza cinese. È secondo me l'unica possibilità per un certo prodotto di nicchia per poter essere valorizzato con un surplus nei riguardi del compratore attento, del compratore facoltoso, del compratore che vuole Made in Italy ma vuole essere certo della sua originalità. Made in Italy valore aggiunto dunque, ma sottolinea Confindustria contrastato già dai mercati che invece dovrebbero essere degli alleati. Il marchio 100% Made in Italy è stato proposto parecchi anni fa, non è utilizzabile all'interno della comunità europea perché creerebbe distorsione e favorirebbe un paese rispetto a un altro, quindi non è ammesso. Ma contraddistinguersi, è stato ribadito più volte nel corso del seminario, è l'unica alternativa alla concorrenza uniformata, affollata, ma soprattutto di fatto anonima. Perché oggi i clienti vanno oltre il logo e l'etichetta, ma chiedono naturalmente storie, valori, personalizzazione, unicità. Esattamente il contrario, secondo Federmoda, dell'uniformità generalmente presente nei centri commerciali. I centri commerciali fanno il loro e noi chiediamo certamente un ridimensionamento perché nel Veneto vantano una distribuzione molto elevata, più di un Piemonte, di una Toscana, di un'Emilia Romagna, e quindi puntiamo sulle nostre città. Molto chiaro. Allora, sentiamo anche il dottor Minotto come ci saluta questa giornata Made in Italy. Cosa vuol dire il Made in Italy per lei, dottor Minotto, e quello che rappresenta? Prego. Il Made in Italy è un marchio riconosciuto a livello mondiale come qualità, ingegno e grandi nomi che sono i più importanti. Pensiamo anche alla Ferrari stessa, che è il Made in Italy, è il prodotto industriale ma è il brand più conosciuto a livello mondiale. Noi a Venezia ospitiamo tra l'altro a novembre, per volontà del nostro sindaco, il salone dell'alto artigianato italiano, quindi non solo quello veneziano, proprio per portare tutte quelle che sono le eccellenze. Viene fatta nell'area dell'Arsenale, un'area enorme, una fiera
stupenda. Ormai quest'anno sarà la terza edizione e a giugno abbiamo anche il Salone Nautico, che è un altro momento che ha portato a un evento internazionale a Venezia, dove vengono esaltate soprattutto quelle che sono i prodotti italiani. Cioè noi abbiamo questa grande fortuna, abbiamo un grandissimo patrimonio culturale, un grandissimo paesaggistico e monumentale, che ci permette di essere una vetrina importante proprio per proporre quelli che sono i nostri artigiani, quelli che sono i nostri prodotti, perché l'ospite che viene nei nostri territori mangia cose italiane, si compra vestiti italiani, compra tutta quella che è l'oggettistica che viene prodotta nelle nostre città, che non si riesce a comprare. Poi la cosa più bella è che poi quando torna con i nuovi sistemi ci sono di acquisti in e-commerce, li ricompra anche quando torna nel suo paese. Quindi il turismo è uno strumento di marketing tra virgolette passivo, perché lo si viene a vivere sul territorio e permette a chi non potrebbe permettersi di andare in altri paesi a fiere a presentarsi, ma di farsi conoscere. E poi lo storytelling di quello che raccontano quando tornano fa sì che si compra i nostri prodotti, che sono quelli più copiati al mondo, perché poi vediamo delle cose come le distorsioni del parmigiano con parmesan, vediamo tutte queste cose, perché proprio c'è una voglia di essere un po' italiani in tutto il mondo, e il fatto di saperli accogliere correttamente, far vedere di essere un punto di riferimento di qualità della vita, è un dovere che abbiamo proprio come italiani, come veneti e come veneziani. Allora io vorrei chiudere proprio con la festa delle associazioni, voglio fargliela vedere anche ai miei ospiti, ai due sindaci che ho collegati, ma anche al dottor Minotto, perché c'è un qualcosa che mi frulla in testa, che sono le nostre tradizioni. Allora guardiamo il servizio con l'intervista al sindaco Rossella Cendron di Silea, e poi farò questa domanda richiesta al dottor Minotto. Andiamo a vedere. Sì? Sì? Allora, intanto saluto i sindaci, intanto che presentano, che prepariamo il servizio dell'intervista. Allora, Sindaco Naletto, come ci saluta? Intanto poi vedrete questo servizio e poi in futuro vi inviterò ancora e ne riparleremo. Prego, Sindaco Naletto. Ma grazie, io vi saluto e saluto tutti i telespettatori con l'augurio di Pasqua. Una Pasqua però che arriva in un momento anche particolare. Abbiamo detto tanto oggi e tanto ognuno di noi ha nel cuore da poter dire. Io penso che debba essere una Pasqua però di speranza, perché alla fine conta ciò che abbiamo appunto in ognuno di noi, che è tanto ed è potente. Tiriamolo fuori. Auguri a tutti. Allora guardiamo il servizio che è pronto e poi faremo la domanda e saluteremo anche gli altri ospiti. L'obiettivo è assolutamente fare rete sul territorio con queste splendide associazioni che oggi partecipano al villaggio delle associazioni, perché davvero se il detto è che per crescere un bambino ci vuole un villaggio intero, e per crescere un cittadino ci vuole il villaggio delle associazioni, e oggi ce l'abbiamo qui a Silea in questa splendida location in riva al Sile, e davvero ci arricchisce di valore sociale. La domenica del villaggio a Silea ha il volto di decine e decine di volontari arrivati da tutta la Marca e non solo, per presentarsi tra loro e al grande pubblico. Questo è il senso del villaggio delle associazioni, frutto della sinergia tra comune e associazione familiari e vittime della strada, con la collaborazione delle realtà in rete, con la Onlus Veneti Schiacciati dalla crisi, della nostra Mirella Tuzzato, che spiega così il senso di una giornata particolare. Far capire che il mondo del volontariato, anche quello che non si vede, è presente, c'è. Far capire che l'Unione darà la forza a questi volontari di esserci, ma soprattutto di trasmettere il messaggio alla politica che devono avere un occhio di riguardo per questi uomini, per queste donne, per questi ragazzi che stanno cercando di dare il meglio di se stessi per aiutare gli altri. Aiutare e aiutarsi, partendo da esperienze e obiettivi comuni. Noi come associazione ci occupiamo di incidentalità stradale e di sicurezza stradale. Vogliamo lanciare un obiettivo vittime zero sulla strada
strada sulle nostre città. Ci siamo rivolti alle associazioni, ci rivolgiamo alle associazioni perché ogni associazione è sensibile a determinati temi e pensiamo che anche questo tema possa essere, diciamo, un obiettivo condivisibile con tutte le altre associazioni. Dalla Croce Rossa, Lega Ambiente, dalla FIA, Balconi, ambiente, sport, salute, tutto si intreccia a Silea, anche la tradizione e il folklore. Noi siamo Pastoria del Borgo Furo. Che è sempre presente. Sempre presente. Io sono Anna. Io sono Marisa. In paia careghe! E parone a Cromera! Care mei mandue! Mi sono quello che controlla l'origine, che vuole anche l'anziano del turno, che guarda se va tutto bene. Che va tutto bene. Tutto a posto, bravi tosati. Allora, dottor Minotto, non le sembra che siamo diventati un po' troppo intellettuali, solo salotti culturali, invece di portare avanti alla pari le nostre tradizioni? Perché non portare nei grandi alberghi, nei ristoranti anche le nostre tradizioni, accogliere anche questi turisti che arrivano con la nostra storia? Questa è la nostra storia, gli antichi mestieri. Vedo poca attenzione, una fatica enorme per rimanere in piedi e invece sono i costumi, il valore di quello che abbiamo adesso è dovuto anche alla storia di quello che c'era. Si è migliorato, la tecnologia è andata avanti, però c'è un punto dove si parte, che sono questi. Cosa ne pensa, dottor Minotto? Allora, sicuramente fanno parte della nostra cultura il fatto di dove siamo riusciti ad arrivare. Perché se non c'erano loro non saremmo arrivati qui a noi, non c'erano i nostri nonni che hanno fatto quel tipo di vita. La nostra regione era una regione poverissima, fino a 50 anni fa non avevamo un PIL quello che abbiamo oggi ed è una dimostrazione che si può fare. Questa è una cosa fondamentale, come era i Friuli, come eravamo tra le regioni dopoguerra, tra le più povere anche rispetto al meridione. E quindi a queste persone va tributata queste tradizioni, sono bravissimi a voler rievocare e tenerle perché non ci si deve vergognare del proprio passato, anche se era umile, e questo sicuramente è importante. Poi noi viviamo di tradizione, adesso è ovvio che su delle realtà dove ci si pone a livello più internazionale, ma se pensiamo che solo gli eventi a Venezia, quando abbiamo la regata storica, il Redentore, la salute, sono tutti eventi che sono legati a quello che è accaduto, cioè la salute è un momento di uscita da quello che è stato il nostro Covid, una cosa devastante, quindi comunque c'è un bisogno di ricordare. Noi abbiamo la fortuna di avere un grande passato e questo passato è servito a creare una società migliore, una società che fa scuola a livello internazionale, appunto, come abbiamo detto anche prima, nella qualità della vita e non perdere mai quei punti di partenza, anche perché poi ci confrontiamo con una realtà che è diversa in questi ultimi 20 anni, una multiculturalità non solo di ospiti che vengono per vivere qualche giorno nel nostro territorio, ma che vivono nel nostro territorio. Ormai abbiamo una presenza forte di integrazione e l'integrazione c'è solo se c'è una condivisione di quella che è la nostra cultura, perché se c'è chi è voluto venire qui perché si sta meglio, è giusto condividerlo, è giusto unire le cose migliori, non le peggiori però. Come ci saluta velocissimo, dottor Minotto, con quale saluto? Con tanto ottimismo, nel senso che dobbiamo pensare che si può fare, non denigriamoci, non pensiamo che ogni cosa deve andare per forza male, perché abbiamo visto che abbiamo superato delle cose impensabili. Lo scenario non è facilissimo, però proprio perché abbiamo una grande cultura, un grande retroterra, che possiamo essere quel valore aggiunto per avere un spazio da protagonisti nella scena internazionale e quindi sicuramente dobbiamo esserci, ognuno deve fare la sua parte anche nelle cose più piccole. Sentiamo come ci saluta velocemente il sindaco di Afi. Sindaco, con quale saluto? Beh, intanto vi ringrazio dell'invito. I temi trattati oggi sono stati veramente importanti. Ecco, io auguro che questa Pasqua sia una gioia, porti rinnovamento, la voglia di stare insieme, di sostenersi a vicenda e di valorizzare le associazioni. Penso che sia l'augurio migliore che si può fare a tutti. Ecco. Grazie. Mentre Andrea De Lazzari rimane ancora qui, io saluto questi grandi ospiti che ho avuto questa mattina, veramente grazie ai sindaci e al dottor Minotto. Pubblicità. E siamo
ringraziamo, ci ha raggiunto Damiano Gottardello, sindaco, vice sindaco di Vigonza, anche se per Mirella è sempre il sindaco, vice sindaco di Vigonza. Ringrazio veramente, poi vedremo e sentiremo anche di lui le perplessità, ma soprattutto l'ottimismo che spero regnerà sovrano quest'anno, anche se è molto dura che Mirella sia ottimista, io lo dico perché è così, però sentiremo anche da loro. Però vorrei continuare a vedere le immagini di questa meravigliosa festa che abbiamo visto a Silea, il villaggio delle associazioni, e sentire ancora del Lazzari. Avete sentito l'importanza è cercare di creare qualcosa di diverso per attirare i ragazzi, per dare la possibilità alle famiglie di uscire. Prego De Lazzari, soprattutto lo sport, la discipline sportive, ma non è che parliamo un po' troppo di calcio, proprio dimenticando invece che sarebbe utile anche parlare di altre discipline sportive, perché anche prima è calcio, io capisco che ha dei numeri importanti, ma io direi che bisogna anche guardare un po' più in là, o sbaglio? Per fortuna che Sinner ha fatto qualcosa, prego. Mirella, io ritengo una cosa, che il valore dello sport è un valore educativo a 360 gradi. Ogni disciplina sportiva interpreta i valori dello sport, chi più e chi meno, ma in realtà sono tutti dal punto di vista educativo importanti all'interno di un proprio territorio. Sicuramente a me non piace, come dice il mio amico Dino Ponchio, che esista lo sport minore. Lo sport è sport, ogni disciplina insegna una catena valoriale importante. La cosa più difficile invece da fare, se lei vede il nostro logo, ATL etica, è nella parola già atletica, cioè nel senso abbiamo posto un accento per dire che l'etica è una cosa importante, ma non è un principio solo per insegnare la morale agli altri e dire bisogna fare uno sport etico. In realtà l'ispirazione arriva dalla Fondazione Etica e Economia, fondata nel 2001 sotto il patrocinio di Papa Wojtyła in Vaticano, dove diciamo che ormai siamo arrivati a un punto in cui anche le associazioni sportive, anche le associazioni del terzo settore, pur essendo fondamentali l'apporto del volontariato, per legge italiana ti costringono ad essere quasi a tutti gli effetti un'impresa. E una impresa deve essere efficiente, altrimenti il numero in basso a destra, se negativo, crea un danno sul mercato. Allora il ragionamento è: basta l'efficienza d'impresa nel sociale e nello sport? La risposta di Fondazione Etica e Economia è stata no. Bisogna che una parte dell'efficienza dell'impresa ritorni in circolo per la solidarietà. E solidarietà non è solo filantropia, va bene, cioè se io ho un po' di soldi e gli do a qualcuno lo faccio stare meglio, bene, importante. Ma l'ispirazione economica dovrebbe essere quella di investire su progetti che creano una filiera di produzione di valore economico. Il classico esempio, c'è un ragazzo in Africa che muore di fame, gli porto il pesce, bella azione, ma la settimana dopo rischia comunque di morire di fame se non trova nessuno che gli porti un altro pesce. Diversamente io su progetti sociali investo su filiere di produzione, ecco, produco la canna da pesca, produco la barca per andare a pescare, le reti, e insegno un lavoro. Bene, lei prima parlava di fare rete, di fare accoglienza. Noi proprio, e la ringrazio di questo, abbiamo conosciuto delle associazioni che erano presenti, ci aveva chiesto di scambiarci il valore, il know-how, la conoscenza, parlandosi, e sotto il gazebo, sotto la pioggia, ma in realtà c'era un sole bellissimo perché riscaldava tutta eravamo noi, le associazioni, anche se pioveva. Abbiamo messo in rete questa cosa. Il sogno di ATL Etica è fare i dopo scuola con la possibilità di fare i compiti per i ragazzi che hanno disturbi del comportamento o che hanno dei ritardi cognitivi, piuttosto che fare degli oratori etici sportivi o situazioni di punti di incontro. Ecco, noi nasciamo come esperienza dello sport, loro come operatori di strada, sociologi, pedagogici, e ci siamo messi insieme per pensare, ipotizzato di mettersi insieme, per pensare di fare le cose insieme, perché come dicevano i vecchi di una volta, il prete fa il prete, il sindaco fa il sindaco. Lo sport arriva nell'ambito del sociale forse come ultimo, pur facendolo già nella sua evocazione sportiva, e vedo
da poco che ci siamo approcciati e avvicinati a questo settore, che c'è molta competenza nell'ambito invece del sociale. Cioè non è cosiddetto il volontariato, spesso si considera il volontariato come un ripiego, cioè non so cosa fare, faccio questa cosa e la faccio. Invece è il volontariato di qualità che sta facendo fare un salto di qualità al terzo settore. De Lazzari, cos'è alla fine, quando si tirano le somme della giornata, che somme ha tirato Andrea De Lazzari di questa giornata? Allora, innanzitutto mi hai stupito, perché io ho partecipato come società sportiva che si è profilata come impresa sociale e quindi vedevo l'aggregazione di tante associazioni del terzo settore, dove noi ci siamo registrati a gennaio, quindi siamo gli ultimi arrivati e siamo venuti per imparare. E che la diversità e l'accoglienza che abbiamo avuto da parte delle altre, cioè potevamo essere diversamente abili nel sociale rispetto alle associazioni del sociale perché arrivavamo dallo sport. E in verità ho visto che tante associazioni danno il merito allo sport come possibile veicolo per aiutare tutto l'ambito del sociale, perché è uno strumento fortissimo, perché i nostri giovani, quando diciamo suoniamo il campanello e portiamoli a fare qualcosa, vedere le attività sportive più o meno sarebbe già importante, perché il Ministero della Salute dice 1 ora e mezza di attività sportiva, di attività di gioco tutti i giorni sarebbe fondamentale. E poi ho un sogno, che la TL Etica si è già profilata con le federazioni sulla disabilità per l'inclusione, ok? Noi il 17 giugno avremo il meeting mondiale di atletica leggera a San Vendemiano con la presenza di un nostro atleta che è campione olimpico, Picciardo, Pedro Picciardo, cubano, che fa 18 metri di salto triplo e sarà testimone alla rissa a Pechino, che è la figlia di Fiona May nel salto lungo. Avrei un sogno, Mirella, ti lancio un po' una sfida, poi io lascio il passo a persone anche più importanti di me. Inseriremo delle gare per la disabilità sportiva, perché io ho un sogno, fino a quando parliamo di Olimpiadi e Paralimpiadi fatti in posti diversi, nello stesso posto, ma in momenti diversi, non potremo parlare veramente di inclusione totale a 360 gradi. Mi piacerebbe pensare a una finale olimpica nei 100 metri dove parte prima Jacobs, poi gli amputati e poi chi ha delle disabilità mentali. Forse è utopia, però nel nostro piccolo meeting faremo questo, quindi magari se hai voglia di venirci a trovare con altre associazioni del mondo della disabilità per far vedere lo sport ai ragazzi. Ma è già partito questo? No, è già il 17 giugno è nel calendario del calendario europeo, ok? E sarà presente, l'abbiamo già fatto 5 anni, da 5 anni facciamo questo evento, è il MIT internazionale, 5ª edizione, e il MIT del talento giovanile che è la 4ª edizione, quindi uniamo i giovani ai grandi atleti e da quest'anno vorremmo inserire anche delle gare. Mi permetti a entrare, diciamo, a gamba tesa, certo, visto che parliamo di sport? No, fermo perché deve andare via, devo fare il cambio, un suggerimento, perché lui ha detto mi piacerebbe che diciamo, gareggiassero con gli atleti. Allora fate una proposta e dite, intanto cominciamo a fare in modo che il simbolo delle Olimpiadi, i 5 cerchi, venga esteso anche alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, perché certo, le Paralimpiadi non hanno lo stesso simbolo, hanno le 5 gocce d'acqua. Sì, e già questo è una differenza. Bisognerebbe già cominciare a dire estendiamo il simbolo delle Olimpiadi anche alle Paralimpiadi e allora perché di per sé anche quell'aspetto estetico fa sì che ci sia una differenza. Scusate, perché devo partire col servizio, devo salutare Andrea De Lazzari, andiamo a vedere queste ragazzine in Piazza dei Signori, poi ne parleremo col vice sindaco Gottardello e entrerà anche un altro ospite che poi presenterò, perciò grazie Andrea De Lazzari di essere stato con noi, andiamo a vedere queste ragazzine in Piazza dei Signori. Alla prossima. Complimenti. Comunque falla. La richiesta di aiuto alla radio, centrale, veloci, urla l'agente della polizia locale accerchiato insieme alla collega da centinaia di giovani mentre sta tentando di sedare la lite tra 2 ragazzine.
Le due giovani però continuano ad insultarsi, a tirarsi i capelli. Una, forse quella che ha scatenato l'aggressione, si divincola per scappare dalla vigilessa contro cui si accanisce con una violenza inaudita. La pattuglia della polizia locale era l'unica sabato sera in Piazza dei Signori. Non ci sono agenti in più che possono dedicarsi a una determinata zona, quindi evidentemente se una determinata zona è particolarmente controllata ne va di conseguenza che le altre zone, tutta Padova, sia meno controllate. Noi mesi scorsi avevamo il servizio interforze nelle piazze e sabato sera c'era una volante della polizia locale, punto. Se la zona rossa della stazione è presidiata, il rischio è che il centro rimanga scoperto, sottolinea Bonavina. È capitata questa situazione di sabato sera, ma potrebbe ricapitare, quindi ecco, dobbiamo valutare che non possiamo mandare allo sbaraglio una pattuglia, che sia polizia locale, che sia polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, credo che sia veramente la stessa cosa, ma in certe zone è necessario che ci sia un controllo un po' più importante. Sono le 22 di sabato sera, mentre si consuma la violenza sono tanti i cellulari pronti a riprendere, ma solo 2 i ragazzi che cercano di fermare la giovane che picchia la vigilessa e che alla fine riesce a scappare. Un'altra cosa sicuramente brutta è il fatto che tutti quei ragazzini che erano lì attorno coi telefonini a riprendere, invece di intervenire, invece di separare queste 2 ragazze, sembrava quasi le incitassero per avere un video ancora più bello da postare sui social. L'indagine ora sta cercando di capire come sia iniziata la lite, se ci sia stato un furto o una rissa scaturita da un diverbio. Nel frattempo gli agenti accerchiati hanno riportato contusioni guaribili in 7 giorni. A loro la solidarietà dell'assessore e il sostegno del sindacato. Una pattuglia si è sganciata alla zona rossa, e parlo della polizia locale perché chi è intervenuto per prima è stata la polizia locale, altre 2 pattuglie della polizia locale sono intervenute prontamente a difendere i colleghi, poi ovviamente hanno immobilizzato le 2 ragazze e poi sono state portate negli uffici per evidenti pratiche di identificazione. Allora abbiamo in linea Rinaldo da Vigonza. Ciao Rinaldo. Buongiorno signora. Buongiorno. Mi scusi se la disturbo, ma qua siamo in situazione precaria. Vai Rinaldo, parla. Sì, volevo esporre il mio problema. Io e mia moglie siamo tutti e 2 invalidi. Io ho 90 anni e mia moglie ne ha 84 e dobbiamo muoverci col deambulatore o con la sedia a rotelle. Ma appena che andiamo fuori del cancello nostro c'è tutto un pezzo di marciapiede che non è asfaltato, che dovrebbero fare saltare un pezzo per poter uscire col deambulatore o con la sedia a rotelle. Sono 5 anni che sollecito il comune di Vigonza. Se sì faremo, l'ultimo sindaco che ne ho parlato, l'ho fatto anche vedere, ha detto i primi soldi che abbiamo quest'anno lo facciamo, ma io devo vedere ancora niente. In che via abita? Allora, facciamo così, aspetta, perché c'è il vice. Allora, questa telefonata non è mirata. Il signore non sapeva che avremmo avuto il vice sindaco non sapeva che sarebbe arrivata questa telefonata. Lo dico chiaro perché qualcuno magari colpire. Invece sono cittadini che chiamano. Allora, lascia il numero perfetto tuo, vai piano, lascialo bene perché hai tutto il diritto di essere ascoltato e soprattutto hai la fortuna, guarda, fatalità, vedi lassù qualcuno me ama, ed è San Piero che gli ha detto il vice sindaco, dopo glielo diamo, si mette in contatto. Allora, vice sindaco Gottardello, e ringrazio anche Roberto Santomaso, presidente Emporio Beato Erico di Treviso, mi fa molto piacere avere a Santomaso che è anche un amico per parlare anche di povertà. Allora, vice sindaco, sono delle telefonate che Mirella riceve quotidianamente di persone che hanno bisogno di aiuto, ma quello che traspare è che a una certa età, diversamente giovani, forse hanno bisogno di più ascolto e un po' di supporto per quello che chiedono. Allora, cosa succede? Che forse
qualcuno la comunicazione si interrompe un certo momento, in maniera che io l'ho detto ma qualcuno non ha fatto, perché alla fine è questo. Cosa vuole dire? In generale, naturalmente, poi daremo il numero di telefono al vice sindaco Gottardello, che sono sicura che interverrà, te lo prometto, e se non lo fa mi chiami, ma sono sicura, perché è una persona sensibile e che soprattutto capisce quando bisogna intervenire. Prego Gottardello. Intanto grazie Mirella, è sempre un piacere essere qua, anche perché questo è un ambiente particolarmente sensibile e attento ai bisogni delle persone, indistintamente da dove vengono, e questa è una cosa bellissima, cioè non c'è serie A e serie B, qua si fa aggregazione sociale e si fa attenzione ai bisogni delle persone che mai come oggi chiedono di essere aiutate. E la categoria delle persone che oggi sono più in difficoltà non sono quelle che non hanno, ma sono quelle che avevano e oggi non hanno più, e si trovano a dover entrare in una dinamica di richiesta di aiuto che spesso le mette più in difficoltà del bisogno stesso. E questa è la vera emergenza di oggi. Il cittadino che ha chiamato, verificheremo se è una questione che si può risolvere velocemente, la faremo anche se spero non sia una questione che si inserisce in un fallimento di un'azienda che doveva fare dei lavori e poi di conseguenza non li ha fatti perché è fallita, e quindi là si aprono dinamiche in cui bisogna, come si può dire, seguire l'iter italiano, che non è mai così breve, e se l'amministrazione interviene poi ha dei problemi, come si può dire, di Corte dei Conti, in quanto bisogna rispettare la prassi. Comunque ne parliamo e verifichiamo la possibilità di risolvere, soprattutto anche perché di fronte a persone che sono in una situazione di estrema difficoltà come loro, uscire credo sia diversamente giovani e diversamente giovani, credo sia una cosa indispensabile avere lo spazio per poter camminare, e questo è un discorso assolutamente dovuto. Abbiamo in linea Maurizio, vai Maurizio. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno al vice sindaco di Vigonza e naturalmente anche all'ospite presente. Allora, innanzitutto piena solidarietà, pienissima solidarietà al signore che è intervenuto prima, quello di Vigonza. Ok? Ecco, innanzitutto è doveroso. Poi per quanto riguarda il discorso e quello che è successo nella piazza dei signori a Padova, veramente io sono molto sconcertato, Mirella, anche perché ormai questi fatti qua si stanno ripetendo a dismisura. Ma allora io ho delle domande, cioè mi faccio delle domande da cittadino, mi pongo delle domande. Allora, se questi fatti di baby gang e quant'altro succedono nelle piazze, ma io mi dico, stanno a guardare le persone che sono sedute nello scranio più alto, ok? Stanno a guardare oppure fanno finta di non vedere? Che cosa succede nelle piazze italiane, ok? Dovrebbe esserci più sicurezza. Dovrebbe esserci che questi fatti non dovrebbero più succedere, perché la gente ormai, ripeto, è stanca di queste cose e hanno ragione di difendersi per conto proprio, la gente, perché ormai a questo punto ci possiamo aspettare di tutto e di più, no? Quello che è successo lì a Padova è una vergogna schifosa, ok? A mettere le mani addosso a dei poliziotti, a dei vigili che stanno naturalmente a servizio dei cittadini. Quindi evidentemente qua ormai si è perso tutto, si è perso, come posso dire, il rispetto, si è perso di tutto. Però la domanda è questa: ma quelli che siedono nello scranio più alto vedono o fanno finta di non vedere? Bene, grazie Maurizio, sei stato chiaro, l'hai detto 2 volte, speriamo che qualcuno riesca a capire che bisogna agire, ecco, bisogna fermare questi ragazzini che sono i soliti che girano. Se mi permetti, allora, il problema va visto da 2 punti di vista. Il primo, ed è quello più grave, è quello della forma educativa. Educativa intesa la famiglia che al ragazzino dà in mano il telefonino o il tablet perché non disturbi, e nel momento in cui va a casa lui non ha un rapporto con la famiglia, ma ce l'ha con i social e con tutto ciò che sta dentro, e molto spesso questo crea una forma di modelli che è assolutamente sbagliata. Dall'altra parte abbiamo un problema
dei genitori che nel momento stesso in cui la scuola interviene per riprendere questi ragazzi vanno dagli insegnanti e sono gli stessi genitori che aggrediscono verbalmente gli insegnanti. Oppure con l'avvocato. Oppure con l'avvocato. Mio figlio non è questo, mio figlio non si merita questo voto. Capite che di fronte a una situazione di questo tipo anche la scuola tende a prendere, non dico le distanze, ma avere un atteggiamento più soft. L'altro, per concludere il discorso, è l'aspetto legato alla modalità di interpretazione del rispetto delle forze dell'ordine. Allora, quando a Milano, e le porto un esempio, la pattuglia ha inseguito quella coppia di personaggi che scappava da un posto di blocco e questo è caduto e mi dispiace è morto, la prima cosa che hanno fatto il processo alle nostre forze dell'ordine. Ma allora qual è lo Stato che non tutela le proprie forze dell'ordine? È chiaro che se passa questo messaggio tutti sono legittimati ad aggredire le forze dell'ordine perché sono loro i delinquenti. Sembra quasi che chi porta avanti l'ordine sia là per vessare chi in qualche maniera si comporta in maniera sbagliata. È chiaro che poi alla fine il messaggio che passa è va bene che tanto puoi fare quello che vuoi perché questi sono i cattivi. No, tu hai sbagliato, tu vieni arrestato e vieni portato dentro. Non c'è il concetto Mappo Areto è il gas sbagliato e se è colpa delle forze dell'ordine che si comportano in maniera vessatoria. Se arrestano uno spacciatore e non gli danno da mangiare entro una determinata ora, rischiano di prendersi una denuncia perché è sevizia. Qual è lo Stato che fa una roba del genere? Cioè qua c'è un problema di cultura. Allora, e qua se non si interviene a tutela delle forze dell'ordine rischiamo che tutto sia legittimato perché tanto questi non conta niente e non altri potremo fare qualsiasi roba. Scusami la battuta veneta. Però Gottardello, prima si dava la colpa, c'è una sinistra buonista, non si muove, bisognerebbe usare il pugno di ferro. Adesso mi sembra che abbiamo una destra, però nessuno ha il coraggio, vuoi perché abbiamo delle leggi che veramente impediscono di agire, vuoi perché qualcuno, forse anche questa aggressività è utile a prendere qualche voto, vuoi però non è possibile che dei gruppi di ragazzini che sono pochi e sono sempre gli stessi, quasi tutti sono schedati dalle forze dell'ordine, riescano ad avere in mano il paese, le forze dell'ordine, i sindaci e la popolazione che non ha coraggio di uscire. Se tu vai a Milano è completamente in mano ai Maranza e non riescono a uscirne. Se non riusciamo a, come si può dire, far passare il messaggio che chi sbaglia deve essere, come si può dire, inserito in un percorso di rieducazione, parliamo della questione del centro immigrati che è stato costruito in Albania. Non riusciamo a portare 40 persone di là che subito le fanno rientrare. Ma dico io, scusami, tu sei un albanese o tu sei un rumeno o tu sei un bulgaro. Se sbagli in Italia, io ti mando nel tuo stato a ascoltare la pena. No, perché là sono cattivi, devono stare in Italia perché in Italia noi li trattiamo in maniera più democratica. E allora dove vuoi che andiamo? Questo è il problema. Il problema è che portiamo quelli con l'infradito, però i rumeni che arrivano qua, le bande rumene che arrivano in 10 minuti, mettono a soqquadro il paese a ferro e fuoco, se ne vanno a casa indisturbati. E c'è stato un passaggio qualche anno fa che io cito regolarmente, della famosa banda dei 30 secondi che facevano le spaccate, quando hanno intercettato il capo in Romania. Il capo diceva: il primo deficiente che ruba una mela qua lo sbudello io, perché qua per una mela ti fanno stare in galera 6 anni. In Italia, anche se ci beccano, dopodiché noi possiamo uscire. Questa è la verità, perché purtroppo c'è un buonismo e continua ad essere, perché il fatto che siano state portate di là 40 persone non in manette, ma li hanno bloccati perché e sono gente che ha precedenti penali, c'ha decreti di espulsione. Abbiamo una sinistra che ha aggredito in maniera terrificante il centrodestra dicendo che queste cose non si possono fare. Allora, se di fronte a un messaggio di questo tipo, cioè gente già giudicata, con decreti in mano, cioè, non è giusto portarla dall'altra parte, ma non è che li mandassero, diciamo, in Africa sotto il sole, modello percorso della morte. Cioè, hanno una struttura, solo che non è sotto il sistema italiano in cui il buonismo può essere esportato, cioè controllato. Io dico,
facciamo un passaggio che permetta alla gente di capire che è sicura. Questa è la verità. È sicura nel momento in cui tu dai la possibilità alle forze dell'ordine di essere tutelate, non di essere sotto processo ogni volta che intervengono. È chiaro che la ragazzina dice tanto non mi possono fare niente perché i cattivi sono loro. Sì, ma vede, Gottardelli, certo. Il problema è che dovete cambiare le regole del gioco, che sono delle leggi, se vanno modificate devono essere modificate. Le leggi vanno applicate, questo è il concetto. Sì, e ma molto spesso ma se abbiamo le leggi che il minore può fare quello che vuole, pertanto fino a 18 anni non è perseguibile. Non è proprio no, così. No, è proprio non così. è proprio così, perché esistono. Allora, esiste. È proprio così, non c'è niente da fare. Quello che ha combinato lo paga a 18 anni. Allora, scusami, la norma dice che se un minore compie un reato, la responsabilità è in capo a chi ha la patria potestà, la famiglia. Tu vai dalla famiglia, prendi il padre o la madre e gli dici scusa, tuo figlio è... e paghi. Questa è la verità. Cosa paghi? Paghi penalmente, risponde penalmente il padre e anche finanziariamente. Però bisogna applicarle le leggi. Questa è la verità. Se io non ho soldi, sono nulla tenente, non pago niente, mio figlio continua e pagherà quando avrà 18 anni. Guarda, Adelia, molto spesso non è così. Perché se no ce la facciamo. Adelia, vai Adelia, poi andiamo da San Tommaso. Vai Adelia. Ecco. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora guarda, sono qua che vi ascolto. Confermo pienamente con quello che ha detto quel signore lì in mezzo adesso. Gottardello. Ognuno che fa qualcosa e che è di un altro paese è giusto che portino tutti a casa loro a scontare le pene nelle sue prigioni. Che siano buoni, che siano cattivi, quelli devono scontare la sua pena. Se hanno fatto del male, bisogna castigare. Attualmente dove andiamo a finire in questa Italia e in tutta l'Europa? Non vedete cosa c'è? Penso che voi lo sapete più di me cosa c'è fuori, no? Ecco, se non si mettono in mente di castigare realmente anche quei gruppi di giovani, e guarda Mirella, quei gruppi di giovani di seconda e terza generazione che i suoi genitori erano clandestini, extracomunitari, io non voglio offendere nessuno, sai perché sono così? Che continuano a fare quello nelle piazze e tutte quelle cose lì, perché in quella famiglia c'era quella cultura, non c'è la nostra religione, la nostra cultura. Allora bisogna che i nostri politici, il nostro governo si metta in mente di dare una regola sicura e ferrea, le leggi severe e tutti a casa sua, così non si ha da mantenere nessuno. Guarda che io sono vedova da 30 anni, ho una reversibilità minima e se voglio fare, o sono vecchia ormai, se voglio fare una visita in fretta perché ho i miei problemi, devo pagarla. Ma ti rendi conto e manteniamo tutta questa gente? È giusto che prima ogni nazione deve guardare la propria nazione. L'Italia, per carità, anche fuori, io non sono contraria a certe cose. Uno che si comporta bene, che lavora, paga le sue tasse, paga le sue visite, paga il suo TIC, ma no che dobbiamo, noi italiani che abbiamo costruito l'Italia, io sono nata in tempo di guerra. Non sai cosa ho lavorato e quando sono restata vedova ho dovuto lavorare fino a 70 anni per mandare avanti i miei figli. Adesso per fortuna hanno la sua famiglia e sono a posto, ma credo che non gli siamo un bel futuro, sai Mirella. Questa è la realtà. Allora, grazie Adelia, grazie cara, grazie della telefonata, ho sentito le riflessioni di Adelia. Allora Roberto Santomaso, presidente Emporio Beato Erico a Treviso, che anche lui aiuta le fragilità come Mirella e tante associazioni di volontariato. Cosa noti in questo periodo? Cosa sta succedendo? E soprattutto l'importanza anche di dare un supporto a queste famiglie che non ce la fanno più. Noi abbiamo persone che vengono ai nostri empori solidali che lavorano ma a fine mese non riescono ad arrivare, è molto dura, non abbiamo barboni, prego. Le persone che avevano non hanno più. Santomaso. È proprio qui il discorso dell'emergenza, dell'attualità. Noi riceviamo sempre più persone, non che sono disoccupate, ma persone che sono occupate ma non riescono a far fronte a quelli che sono i costi di una famiglia. Guardiamo anche le immagini dell'Emporio, un esempio molto, molto, molto pratico. Cioè, ci sono famiglie con 4-5 persone dove c'è uno solo che lavora, ok? Prende 1.200-1.300 euro perché è un operaio, perché non ha uno stipendio superiore.
e si trova a pagare 500-600 euro minimo di affitto, va bene? Quindi dai 1200 gli togli l'affitto, gli togli le utenze e difatti in questo periodo noi abbiamo sempre più persone che ci chiedono, oltre che un aiuto alimentare, anche un supporto per il pagamento delle utenze. Cioè gli arrivano le bollette del gas, le bollette dell'acqua, le bollette dell'energia elettrica. Con quegli stipendi, se gli va bene, se poi non hanno attività lavorativa né il marito né la moglie, tu capisci che la situazione... che ti preoccupa di più, Roberto, in questo periodo? Cioè, quello che mi preoccupa è il fatto che io non voglio criticare assolutamente nessuno, ma certo che chi dovrebbe dare delle risposte concrete, non possiamo essere solo noi empori solidali o comunque organizzazioni che svolgono attività di volontariato. Dovrebbero essere anche e soprattutto dovrebbero essere le istituzioni pubbliche, e quando io parlo di istituzioni pubbliche io dico nel momento in cui ci sono persone che non hanno un'abitazione, non hanno un lavoro, sono in difficoltà, cioè dovrebbero essere i servizi sociali del comune a aiutarli. È chiaro che i miracoli non possono farli i servizi sociali, però io riscontro non una grande sensibilità nei confronti di queste persone. Ah, siamo in due allora. Giusy da Treviso, vai Giusy! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, ma se i giudici e avvocati stanno difendendo Turetta, perché qua, perché là, perché su, perché giù? Ma cosa ci resta a noi per fare una condanna? Questo voglio dire. Non capisco più niente con 75 coltellate. Non so più cosa dire, non abbiamo più niente da dire. Non abbiamo più niente da dire. Fate qualcosa. Buongiorno. Allora abbiamo sentito anche le riflessioni di Giusy, certo che Gottardello non è un bel momento, ecco, noi abbiamo tante leggi, molte non vengono applicate, altre sarebbero da cambiare, c'è un sistema veramente che non funziona più, il sistema è collassato, non c'è niente da fare, questa è la situazione che ci ritroviamo. Abbiamo anche i sindaci che sono quelli, dico tutte le mattine, che hanno la patata bollente in mano e sono quelli che ricevono meno soldi di tutti, una coperta cortissima. Cioè aspettare il futuro essendo ottimisti con la pancia piena con 6, 7, 8.000 euro, 12, 20.000 euro al mese è un discorso. Aspettare il futuro e diventare ottimista con 0 o pochissimo in tasca è una cosa diversa. Forse la politica si è troppo adagiata, si è troppo coccolata, ha pensato troppo per te, leggi a persona e resto. E noi cosa facciamo? E noi, come dice Roberto Santomaso, e noi che siamo là che vediamo queste famiglie, non ci sono case, non ci sono RSA, non c'è personale, eravamo la quarta potenza mondiale, guardate insomma dove siamo arrivati, sarà mica colpa nostra. Gottardello, prego. Allora Mirella, intanto partiamo dall'osservazione che abbiamo 147.000 leggi in Italia, perché ogni volta che c'è un problema, invece di applicare una legge che c'è già, faccio l'esempio della questione delle risse sui campi da calcio, si fa una legge nuova e la precedente continua ad esistere. Per cui la situazione della gestione della giustizia con 147.000 leggi è una follia. Ma il problema non è solo della giustizia, è anche delle imprese. Perché pensare che io ho fatto l'esame qualche anno fa per la gestione dei gas tossici dell'ammoniaca e il riferimento della norma nella quale io ho studiato era un regio decreto del 1929. Perché i regi decreti sono ancora inseriti nel nostro sistema giurisprudenziale. Allora, bisognerebbe fare, qua al tempo Calderoli ha detto ho bruciato, ho tolto un po' di leggi. La realtà è che in realtà ne ha tolta qualcuna, ma bisognerebbe riprendere di sana pianta, perché molto spesso ciò che consuma, come si può dire, risorse delle nostre imprese, ma anche delle associazioni, ne parlavamo prima con lui, con Roberto, sono l'adempimento a delle norme che spesso sono inutili, che generano anche costi di personale per andare a controllare l'adempimento di queste norme. Allora io
io non è che apprezzo quello che sta facendo Trump, che sta togliendo interi settori del sistema pubblico americano. Però se vogliamo recuperare risorse da trasferire al sociale, il sistema c'è. Togliamo delle cose inutili, cioè il controllo sul sistema della vidimazione dei libri contabili in base a, ma che senso ha? Togli, deregolamenta, cioè trasferisci questa modalità nelle imprese e le imprese vedrai che una parte di queste risorse che buttano via per adempiere a robe che sono inutili li verseranno nel sociale e abbiamo trovato la formula. Cosa ci vuole? È che purtroppo mettersi a far ordine su queste cose è complicato, bisogna soprattutto avere una cosa che oggi in politica nella stragrande maggioranza dei casi non c'è più, si chiama competenza, e la seconda cosa che manca è voglia di lavorare. Questo è trasversale, cioè nel senso che non è che in ogni partito c'è chi lavora e chi non ha voglia di lavorare, ma molto spesso purtroppo chi si trova a essere in posizione di rilievo non ha un percorso da sindaco, non ha un percorso di storia politica in cui incontra le persone e sa alla mattina quali sono le esigenze del territorio, vivono in posizioni, e qua è vero, in posizioni distanti dalla realtà. È il fatto che non ci siano più le preferenze come un tempo, in cui tu sei votato dal cittadino ma è il partito che stabilisce tu come, chi mettere, distanzia ancora di più. Cioè io sono vengo dalla vecchia scuola politica della Democrazia Cristiana, buona o cattiva a seconda poi di chi la vede e come la vede, ma la Democrazia Cristiana la prima cosa che ti insegnava era ascoltare le persone e dare risposte alle persone, non dire che ne parleremo, no. Prima di arrivare facevi la gavetta. Certo, questa è la verità. E quando tu hai capito quali sono le cose che appesantiscono il tuo comune e le imprese che sono il tuo comune, quando vai più su dici, ascolta, sta roba bisogna cambiarla. E questo è il sistema giusto. È che oggi non possiamo più permetterci di avere risorse buttate in maniera inutile, perché più tempo passa, meno soldi ci saranno a disposizione, e saranno a disposizione per chi ne ha bisogno, purtroppo mancheranno per chi ne ha bisogno. Per cui bisogna pensare che l'Italia deve fare un periodo di riforme importanti. Cavour diceva, le riforme fatte per tempo, in un congruo tempo, alla fine producono del consenso, ma noi abbiamo una modalità in cui vogliamo che domani mattina tutto produca consenso. Questo è un modo sbagliato di fare politica. Roberto Santomaso, cos'è la fragilità in questo momento nel 2025? Perché di fragilità si parla a 360 gradi, la fragilità non ha età e tutte e due preoccupano ugualmente. Prego. Quando parliamo di fragilità, nel nostro caso, cioè, parlo come Emporio che accogliamo persone che sono fragili, ma sono fragili dal punto di vista economico sicuramente, dal punto di vista abitativo e dal punto di vista culturale. E quindi come possiamo noi affrontare, parlo come associazione di volontariato, facciamo come qualcuno prima ha detto, ognuno faccia il proprio mestiere, e noi ovviamente quello che ci spetta di fare, che possiamo fare, lo facciamo, però abbiamo la difficoltà nel vedere che queste persone non trovano molto spesso delle risposte al di fuori delle nostre associazioni e quindi rimangono tali con queste fragilità. E io sono sempre del parere convinto che l'attività di volontariato è un'attività non importante ma straimportante. Se non ci fosse il volontariato nel Veneto e in particolare a Treviso, che ci sono centinaia di associazioni di volontariato a Treviso, io non so come potrebbe andare avanti la nostra società senza un punto fermo come quello del volontariato. Quindi è un auspicio, anche se non sono molto ottimista, che ci siano delle risposte concrete da parte delle istituzioni su queste fragilità che altrimenti ci troveremo ad affrontare sempre in maniera maggiore. Roberto, un'altra cosa che preoccupa è questo spreco alimentare che si fa tutti i giorni, si fa pochi passi in avanti, qualcosina ma niente di. Ecco, come vedi la situazione? Perché anche dai banchi nazionali arriva sempre meno, dall'Europa lo stesso, e noi continuamente buttiamo tonnellate e tonnellate di cibo, specialmente le grandi aziende, tutti i giorni. Prego.
Allora, io posso portare l'esperienza che abbiamo come Emporio Solidale Beato Erico di Treviso. Io quando ho iniziato questa attività di volontariato, che sono ormai 8 anni, ho capito quanto importante sia recuperare eccedenze alimentari laddove queste vengono create. E mi sono rapportato con dei supermercati locali e oggi mi trovo a confrontarmi e a ritirare eccedenze alimentari da 11 grandi catene di distribuzione. Voi non avete, cioè il cittadino non è consapevole di quante, diciamo così, cose alimentari vengono trasferite e smaltite come rifiuto. Generi alimentari che viceversa noi recuperiamo e, essendo ancora commestibili, li mettiamo a disposizione degli utenti. E concludo dicendo che lo scorso anno, cioè anche lo scorso anno, il 95% dei prodotti che noi distribuiamo all'Emporio sono prodotti che abbiamo ricevuto in donazione o da enti pubblici, vedi Agea, vedi Banco Alimentare, ma soprattutto da privati, cioè supermercati, piuttosto che il mercato ortofrutticolo e quant'altro. E solo il 5% l'abbiamo acquistato. Allora, un dato che credo sia significativo e importante dire: l'anno scorso abbiamo ritirato eccedenze alimentari per oltre 270.000 euro. Allora, ma non è tanto un discorso economico, perché se vi dico che abbiamo ritirato 500 quintali di roba, va bene, dice niente, ma in termini di valore, oltre che un valore reale, è anche un valore nei confronti di chi non ha e che riceve questi generi alimentari a supporto di quella che è la loro, diciamo così, consumo quotidiano. E questo vuol dire che c'è un'enorme proprio criticità di persone che hanno bisogno di fare la spesa e non ce la fanno. Se mi permetti, allora guarda, su questo molto si è fatto, perché adesso i supermercati invece di buttar via utilizzano una procedura che è stata varata qualche anno fa, sì, che permette di conferire attraverso, diciamo, un particolare passaggio amministrativo i beni a chi poi li riutilizza. Però c'è ancora molto da fare. Noi spesso diciamo un prodotto, sul prodotto c'è scritto da consumarsi preferibilmente, ma quello vuol dire che non è che quella è la data entro il quale lo devi consumare. Potremmo fare una deroga e dire: guarda, entro un mese, 2 mesi da quel consumarsi preferibilmente può essere utilizzato. E quello è un prodotto buono, perché la shelf life che viene calcolata dalle imprese è, come si può dire, molto ma molto più lunga. Quella è una data presunta per tutelare il sistema, diciamo, di distribuzione. Altra cosa, abbiamo dei settori che sono completamente sguarniti. Pensiamo al residuo che viene dalle mense scolastiche o degli enti. Quella roba là molto spesso viene buttata via direttamente, perché per norma c'è un problema di rischi, eccetera. Sarebbe sufficiente andarle a ritirare, oppure creare dei format in cui nelle scuole uno ha il pass, invece di buttarla via e darla indietro, viene distribuita. Basta che non sia pasta coi vermi. Vabbè, stiamo parlando di scuole. È inutile, allora, perché è possibile. Allora, i disservizi ci sono tutti, ma se tu hai avanzato della pasta fresca, diciamo, nella scuola X e c'hai il pensionato che abita di fronte e ha il pass, vai direttamente là, invece di buttarlo via, la mettere in un piatto e viene ritirata. Secondo me è una roba fattibile. Sono questioni a volte di un po' di fantasia e soprattutto di impegno amministrativo, perché bisogna affrontare delle norme che purtroppo in Italia abbiamo. Noi siamo bravissimi per vietare a fare le cose. In America, cioè, funziona esattamente al contrario. Non che mi piace l'America, ma capiamoci. Allora, in Italia, e in un mondo in cui viaggiamo al potere di un click, non puoi fare nulla se non è autorizzato. Per avere le autorizzazioni, tempi infiniti. In America, al contrario. Tu puoi fare tutto quello che vuoi, tranne che non sia vietato. Questo è il concetto. Allora, hai la possibilità di recuperare gli alimenti, fin tanto che
tu non fai delle cose che non vanno bene, utilizzali e distribuisci alla gente. Questo è un servizio che viene fatto. Allora, caro Gottardello, per andare a fare queste cose bisogna essere molto attrezzati per il caldo, per il freddo, all'interno dell'emporio, la benzina andare su e giù costa e noi giriamo con lo commercialista e paghiamo per fare i volontari. Io ti ho detto, tutto è facile, venite a vedere come lavoriamo. Le scuole e le mense che avanzano qualcosa non spostano niente. Un kit che viene distribuito, il pensionato, come quando vai al supermercato che alle 8 di sera c'è l'offerta al 50%. Vai là, è avanzato qualcosa, si scarica col badge e se lo porta via. Non è così semplice, non è così semplice come la fate voi, Roberto. come diceva la Mirella, le norme, a parte le norme, c'è un discorso organizzativo che impegna e non poco, e non tutti sono in grado di poter fare una cosa di questo genere. Io so che ci sono esperienze, parlo a livello veneto, di associazioni come la nostra che vanno a ritirare dalle mense scolastiche e poi le portano nelle mense dei poveri, ma non perché i poveri devono essere considerati ratatouille, però hanno la capacità di organizzarsi, di avere, come diceva Mirella, dei camioncini frigo, di avere dei banchi, contenitori, perché dal punto di vista igienico e sanitario tu non è che tu possa prendere la roba e portarla, non solo portarla e tenerla là, la devi immediatamente anche smaltire nel senso di darla a chi di dovere, e quindi ci sono degli aspetti organizzativi che non sempre, anzi spesso mai si riesce a portare avanti. Quindi io dico quello che facciamo e mi augurerei che tanti altri empori lo facessero, il ritiro di eccedenza, perché ce ne sono e vengono fatte moltissime. E quello che chiederei a queste catene di supermercati, perché come diceva lei Gottardello, l'azienda che ci consegna le eccedenze ci fa una fattura relativa ai prodotti che noi ritiriamo. Questa fattura ha l'imponibile e anche l'IVA, e l'IVA la grande distribuzione la recupera, per cui oltre che ridurre quella che è la quantità di prodotto da smaltire, recupera l'IVA, e lei capisce che su 270.000 euro, ovviamente non di un supermercato ma degli 11 supermercati, l'IVA viene fuori un certo importo. Allora, da una parte ti ritiro eccedenze, ti ritiro prodotti da smaltire, dall'altra recuperi anche l'IVA. Anche lì ci vorrebbe un po' più di sensibilità da parte della grande distribuzione, dire non ti do solo la roba da distribuire, ti do qualcos'altro che può servirti comunque. Meno male che lo dice Roberto Santomaso e non la Mirella, perché sennò dicono che sembra vero. Io li invito apposta, a parte che sono amici e ci scambiamo anche queste informazioni, e soprattutto perché, vede Gottardello, il problema è che la politica, specialmente in questo periodo elettorale, che dobbiamo stare molto attenti, perché sennò veniamo anche strumentalizzati, ve lo dico io, faremo, daremo, vi aiuteremo, c'è sempre lo zio Remo. Alla fine noi non vediamo niente, vediamo sempre che continuiamo a cambiare nomi, dobbiamo avere sempre di più il commercialista, ecco, smaltire una montagna di lavoro che non serve. Io vorrei andare a vedere chi leggono tutte le carte che noi mandiamo, vorrei vedere chi le legge, diamo sempre i soliti numeri, gli stessi nomi, aumentano ma basta schiacciare un bottone 6 volte, mandare sempre le stesse cose, non andiamo da nessuna parte. C'è proprio la volontà, e basta vedere anche Jesolo, è stato aperto un banco alimentare poco tempo fa, vuol dire che c'è una richiesta incredibile, i sindaci ne sanno qualcosa, 8 milioni di poveri, se li stiamo superando, forse meritano più attenzione e riflessione, perché sono non barboni, e lo ripeto, ma persone che lavorano, non trovano casa, non riescono ad arrivare a fine mese a fare la spesa, i figli costano. Gottardello, come chiudiamo? Chiudiamo che l'Italia deve cominciare a recuperare risorse dalle spese inutili, e la burocrazia, e lo dicevi tu Mirella, porta via risorse in termini di persone e porta via risorse in termini finanziari.
Allora, tutta questa inutile burocrazia, perché la burocrazia, se è dosata nella maniera giusta, serve ad agevolare i rapporti nel sistema paese. Nel nostro caso la burocrazia è un sistema che distrugge il sistema paese. L'Italia sarebbe più competitiva, avrebbe più risorse per chi è in difficoltà, avrebbe anche, come si può dire, possibilità di essere uno Stato che fa innovazione, perché invece di spendere soldi su burocrazia potrebbero investire in ricerca. Tante potrebbero essere le cose, ma bisogna avere il coraggio e soprattutto, diciamo, la competenza per fare una pulizia delle cose inutili e soprattutto delle leggi inutili. Rino da Martellago, questa ultima seconda parte, vai Rino, veloce. Buongiorno. Buongiorno signora Mirella. Lei e i suoi ospiti. Volevo chiedere ai signori che sia, ma a Roma sentono quello che stanno dicendo o sono proprio ciechi? Allora, sa a Roma quanto lavorano? 3 giorni alla settimana. Martedì, mercoledì e giovedì. Ma allora, come facciamo ad andare avanti su questo sistema qua con 3 giorni che mi ho fatto il fornello lavorare sabato, domenica, tutti non gli orari? E i signori manteniamo in quel sistema qua. Quello che dico per questi signori qua è che fa un gran lavoro, sì, però a Roma non sente niente sulle leggi. Questo che mi fa rabbia a me. Perché avevamo la povertà, adesso mi sono dato l'UIS, ogni anno voglio andare all'UIS per la pensione, siete sempre qui a pensione, per cosa mi fai correre avanti in Dio con queste carte? Vi saluto e una buona giornata. Grazie caro Rino, un grande abbraccio, questa è la verità. Un requisito per fare il ministro o il sottosegretario dovrebbe essere quello di aver fatto almeno il sindaco in un mandato. Allora probabilmente le sensibilità, questo non vuol dire che chi oggi c'è sia sbagliato, però dico che ci sarebbe una visione diversa. Grazie, veramente grazie a Damiano Gottardello, vice sindaco a Vigonza, di essere stato con noi. Grazie a Roberto Santomaso, presidente Emporio Beato Erico a Treviso, di essere stato con noi. Grazie, pubblicità. Presento subito altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Enrico Ferrarese, presidente della provincia di Rovigo. Grazie, veramente ha sfidato la pioggia pur di venire a Sveglia Veneti. Vedete. Poi saluto anche Cristiano Mosole, sindaco di Breda di Piave. Grazie sindaco. Grazie e saluto anche Simona Zanella. Eccola qua. Allora partiamo dalla donna. Simona Zanella, si presenti. Sì, io sono vicepresidente di una ONLUS che si chiama Blindside Project, che si occupa di disabilità sensoriali e quindi noi cerchiamo di aiutare le persone che sono cieche o sorde, che hanno questo tipo di problematiche. Ed è una situazione un po' particolare, Simona, perché noi stiamo cercando di aiutare una famiglia dove vive la piccola Lisa, è piccola ormai ha 17 anni, ma per me è sempre la piccola Lisa. Lisa purtroppo è nata che non usa la parola, sente ma non parla. E io, Lisa, non ti dico le difficoltà per inserirla nella scuola, per dare quel giusto supporto che ha bisogno. Questa è una famiglia particolare, oltretutto sono 2 genitori che hanno adottato tutti questi 3 fratelli, 2 ragazze e un bambino,
li ha portati a casa tutti dalla Russia e si ritrova in condizioni veramente difficili da affrontare. Questa mamma dice: ma perché mia figlia deve andare in un CEOD? Mia figlia deve frequentare la scuola normale, è inutile che le porti via da dove le ho trovato in un posto pazzesco per poi ritrovarmela in un CEOD. Non ci sono insegnanti di supporto, la lingua di segni, ecco, questa lingua di segni che dovrebbe, oltre all'inglese, essere insegnata a scuola a tutti, perché non si sa mai cosa può succedere nella vita. Cosa vuoi dire, Lisa? Ecco, anche a questa Simona, scusa, alla nostra Lisa, che sicuramente ti ascolterà. Prego. Che ha ragione, cioè sicuramente dovrebbe frequentare le scuole di tutti, questo è un obbligo di legge fino all'età, insomma, di obbligo di scuola. Non è che possono essere rimessi appena allora dobbiamo riaprire, mica vogliamo riaprire gli istituti. Purtroppo però questo non giustifica, perché devono essere inseriti comunque nella scuola di tutti. Il problema è che non si trovano insegnanti di sostegno e magari quelli che si trovano non hanno la preparazione sufficiente per aiutare magari quel tipo di disabilità, perché non tutte le disabilità sono uguali, ognuna ha le sue esigenze, le sue richieste, e anche un insegnante che magari studia un anno, forse 2, questo settore non può sapere di tutti. Una volta, anni addietro, gli insegnanti erano specializzati a seconda della disabilità, quindi chi seguiva un bambino cieco sapeva il braille, chi seguiva un bambino sordo conosceva la lingua dei segni e queste cose così. Ora è tutt'uno e quindi non è più così semplice seguire questi bambini, per non parlare di quelli che hanno difficoltà maggiori, che quindi non parlano, magari non riescono a capire fino a un certo punto, però questo non vuol dire che non debbano essere inseriti, perché devono socializzare, devono comunque essere in mezzo ad altri bambini come loro, bisogna stimolare tutto quello che possono ancora dare, altrimenti magari quel poco che riescono ancora a fare regrediscono se vengono lasciati lì abbandonati così a scuola per ore e ore da soli senza che nessuno gli presti attenzione. Ma davvero sta andando in peggio questa cosa. Guarda, Tanto Simona, che, ti appunto, ringrazio veramente per quello che stai dicendo, perché è molto importante che a casa capiscono quello che sta succedendo, quello che doveva fare la politica e che non ha fatto. Eppure non solo nella lingua dei segni, ma parlo di quella quando c'è stata la pandemia, il presidente Zaia ne aveva 3 o 4 tutto il giorno, tutti i giorni, che parlavano con la lingua dei segni per far capire a tutti la gravità che c'era. Abbiamo Ca' Foscari a Venezia che c'è la lingua dei segni, però poi quando servono alle persone come Lisa manca questo professore di sostegno, che molte volte, come dice Simona, non è pure preparato. Allora, Enrico Ferrarese, la provincia. Allora, intanto ci spieghiamo cosa sta facendo le province, perché non sappiamo. Io vivo dentro la provincia, ho il banco dentro la provincia, ecco, Mosole lo sa, non vedo un politico, sembra che siamo un'isola deserta, ma non importa, ma soprattutto il ruolo della provincia. Ma adesso cos'è la provincia? Ferrarese, perché non ho mica capito cosa fanno all'interno della provincia, i soldi che arrivano, cioè noi non sappiamo mai niente. Ci spiega cos'è la provincia nel 2025 con queste leggi, primo livello, secondo livello, terzo livello? A casa adesso capirete. Prego, Ferrarese. Tema molto interessante, caldo. Io la ringrazio per la domanda, perché come presidente delle province, come UPI in particolare, anche noi di UPI Veneto, ci stiamo impegnando davvero tanto per far capire la situazione attuale e soprattutto per far capire quanto invece bisogno ci sia di una provincia che possa riacquistare non solo la sua dignità, ma un ruolo significativo che già di per sé dovrebbe avere e che secondo me continua ad avere grazie allo spirito dei suoi amministratori e degli amministratori di tutto il territorio, ma che dovrebbe essere riguadagnato in forza di una restituzione di maggiori competenze.
e anche ovviamente poi di risorse. Il tema del secondo livello sta tutto nel fatto che oggi le province sono elette nei suoi organi, il presidente e il consiglio provinciale, perché la giunta non c'è più, fa tutto il presidente. Vengono eletti dagli altri amministratori della provincia, ovvero dai sindaci, dai consiglieri dei comuni della provincia stessa, e quindi per questo siamo di secondo livello. Le elezioni si svolgono appunto così e noi siamo rappresentanti dei rappresentanti della nostra comunità. In tutto questo non è che ci sia un male, perché qualcosa di buono ne è venuto fuori, ovvero la presa di consapevolezza di quanto le province siano fondamentali per il coordinamento dei comuni, soprattutto in territori come la provincia di Rovigo, dove ci sono 50 comuni, per lo più sono tutti piccoli comuni, e dove anche il comune capoluogo non è una metropoli e quindi non ha nemmeno la struttura, la capacità, la forza di farsi coordinatore di un intero territorio, di un'intera area vasta anche in senso proprio fisico come la nostra, e da questo punto di vista la provincia ancora di più in contesti come questo ha una ragione d'essere. La ragione d'essere è che è un livello intermedio tra il comune e la regione, è quel livello intermedio che riesce a far calare sul territorio l'attenzione ai bisogni, e che però riesce a dare un'uniformità e un coordinamento anche in senso della prestazione della struttura a quei comuni che evidentemente con le dimensioni che hanno e con le capacità che hanno sono un po' stretti e costretti ad una vita anche amministrativa molto limitata, e quindi da questo punto di vista ancora di più si coglie il bisogno, ma credo che anche a livello politico generale nazionale si sia colta questa necessità che discende dal fatto che tutti quanti ormai sono consapevoli che la legge del Rio, che probabilmente anzi sicuramente era nata per qualche cos'altro, ovvero per eliminarle praticamente del tutto, invece ci ha lasciati in un limbo all'interno del quale ci si muove gran parte grazie, non dico solo ed unicamente, ma gran parte per la volontà, la disponibilità e le sensibilità di chi le va a amministrare. È chiaro che per un paese civile come il nostro questa è un'incongruenza che non ci possiamo permettere. Le province hanno molto poche competenze, sentivo adesso parlare di questi temi che sono fondamentali. Noi siamo stati spogliati anche ad esempio insomma, del tema del sociale, tutto quello che può riguardare la salute, e ci poniamo con grande senso di responsabilità come tramite lo stesso dal punto di vista fattivo e effettivo, però quella competenza non ce l'abbiamo, mentre potremmo essere noi capaci di cogliere, proprio per il rapporto diretto con i comuni e con i territori che abbiamo, potremmo essere noi a cogliere meglio il bisogno che viene dal territorio e che viene dalla comunità, perché inevitabilmente, per quanto le regioni possano lavorare al meglio, sono comunque una struttura che non può essere vicina e cogliere in ogni suo elemento il vero bisogno che viene dalla comunità, cosa che invece questo elemento di tramite potrebbe essere la provincia, dovrebbe essere la provincia, secondo noi deve tornare ad essere la provincia, proprio perché immaginiamo che da lì passi la capacità del nostro territorio di farsi sentire e di meglio operare. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro, veloce, mi raccomando. Sì, velocissimo. No? Mi aggiungo una cosa a quello che ha detto il Presidente Ferrarese, che Rovigo è proprio un esempio del discorso che faceva. È una provincia che parte a ovest, confina con Bassa Veronese e con Mantovano, e arriva a est, che è sotto Venezia, cioè è dei mondi diversi. Quello che secondo me servirebbe, lui ha detto giustamente che la provincia è formata da eletti degli eletti, dovrebbe invece essere eletti da cittadinanza, cioè dovrebbe essere tutte le varie differenze economiche, sociali e culturali, per dire che a Bragantino, a Melara, che se le giostre, va sul detto del poco turismo e a pesca, cioè che sia una varietà che è troppo immensa perché non possa essere rappresentata direttamente dai cittadini e dalla società nella sua conformazione. In questa maniera può esprimere, può arrivare ai bisogni reali dell'economia, di tutto quanto, e arrivare a delle decisioni. Se invece sono i consiglieri e i sindaci, per quanto abbia buona volontà,
ma non riuscirà mai a esprimere completamente quella che è la realtà sociale, economica e culturale del territorio. Ciao. Grazie Vladimiro. Allora sentiamo anche il sindaco Mosele, dopo aver sentito il presidente della provincia di Rovigo, Ferrarese, come commenta. Lei pratica la provincia e delle volte io mi domando: ma quando vi riunite di cosa parlate? Che sono in tanti, cioè loro non vengono al banco ma la Mirella li vede perché li ho di fronte. Ma di cosa parlate? Cosa risolvete? I problemi quali sono? Che poi io al banco avrei anche un responsabile al sociale che non ho mai visto, cioè non so neanche che faccia Cagappia, eppure c'è, perché c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, quando che noi siamo a casa e vogliamo, siccome sono anche persone pagate, perché il presidente è pagato, mi sembra, della provincia. Adesso il presidente da qualche anno sì, nei primi anni nemmeno quello. Perciò è giusto anche capire, dare trasparenza a quello che è il lavoro. Ecco, cosa viene discusso quando vi riunite? Perché vi riunite ogni 15 giorni al martedì, mi sembra, vero? No. No, quando? No, dipende. Dipende. Gli incontri in provincia dipendono, tante volte in provincia si fanno ospita corsi, ospita le assemblee provinciali, certamente, poi tante volte i comuni o in singolo o se hanno degli investimenti, delle opere da fare con altri comuni, vanno a discutere con gli uffici di competenza, pianificazione territoriale piuttosto che, quindi non c'è una cadenza fissa e si discute un po' di tutto quanto. Certo, io sono assolutamente d'accordo che così com'è c'è un'incongruenza, non ha ragione di esistere un ente così, che mantiene alcune competenze ma è svuotato in particolare di tutte le risorse economiche che invece servirebbero. Anzi, mi verrebbe da dire che forse avrebbe più ragione di esistere una provincia come si deve, quindi quella che conoscevamo, evoluta nel tempo chiaramente, piuttosto che un ente come la regione, da un certo punto di vista, perché la provincia sul territorio c'è, ci si confronta, lo conosce e può permettere un certo tipo di attività. Quindi io auspico veramente che si vada verso una direzione netta e definitiva, che chiaramente riporti la palla in mano ai cittadini, quindi che siano i cittadini a poter votare chi deve essere eletto, ma soprattutto che dia alla provincia la sua dignità che aveva, dia le competenze. Poi possiamo discutere quale, se tutte o meno, se delegate dalla regione, per carità, però che le dia la dignità e la capacità di operare, perché tante volte ci si trova in difficoltà. Noi come enti locali, ma insomma il collega è anche sindaco, quindi sa meglio di me quello di cui sto parlando, abbiamo le nostre difficoltà, la provincia ci può supportare fino a un certo punto. E che cosa facciamo? Si parlava di sociale prima, è un tema delicato. Noi questa sera a Breda abbiamo una serata molto importante, parliamo di autismo, che è un'altra tematica che sembra essere dimenticata, perché parliamo di inclusione, ma in realtà non si fa nulla per l'inclusione. Simona, come commenti le parole che hai sentito? Tu che vivi la necessità invece di fare un passo in avanti anche per l'inclusività, non a lato e neppure indietro ma in avanti. Hai sentito cosa ha detto sia il presidente Ferrarese della provincia che anche il sindaco, ma anche Cristiano Mosole che è sindaco. Prego Simona. Sì, anche qui appunto, come si diceva prima nella scuola, ma anche in tutti gli altri settori si parla di inclusione, tutte belle parole che si dicono in certe situazioni ufficiali. Però poi quando è il momento abbiamo il bambino autistico che viene lasciato a casa dalla gita scolastica perché nessuno si vuol prendere la responsabilità di portarlo insieme ai suoi compagni perché ha delle esigenze particolari, ma dopo non si sa se succede qualcosa, chi è responsabile, e questi bambini, tanto per rimanere appunto in questo tema, vengono lasciati a casa. E se questa è l'inclusione di cui vogliamo parlare, da lavorare c'è molto. Poi se mi permetti volevo un attimo riallacciarmi al discorso di prima del volontariato, perché stavo ascoltando prima di collegarmi, per dire che il volontariato sì è una bella cosa, ci sono persone che lo fanno davvero con il cuore, però non è così semplice trovare volontari. E il problema del volontariato è che oggi c'è e domani può non esserci, perché quella persona che decide di fare volontariato magari domani ha problemi suoi, ha esigenze sue che anche volendo non può più dedicare un certo tempo al volontariato. Quindi anche qui, tipo noi abbiamo provato più volte a cercare ragazzi che facessero volontari in servizio civile, quindi ok, prendono poco per carità, ma qualcosa gli viene anche dato. Io non ho trovato nessuno, non si è presentato nessuno e si trattava solo eventualmente, non era una cosa complicata,
ma di accompagnarmi nelle situazioni in cui avevo bisogno di essere accompagnata. Quindi anche qui non tutte le situazioni sono uguali. Se non si trova il volontario e il servizio non c'è, perché non c'è. Io non ho dei buoni taxi in più, se devo andare avanti e indietro mi devo pagare il taxi e sono 20-30 euro che io devo pagare perché non posso guidare la macchina e perché i mezzi pubblici non ci sono, non ce n'è abbastanza. Quindi, guarda Simona, io non so come ringraziarti veramente, anzi ti invito a vedere anche le immagini, cosa siamo riusciti a fare domenica nonostante la pioggia. Abbiamo creato proprio il villaggio delle associazioni Simona, dove in questo villaggio c'erano tantissime associazioni per far capire che dobbiamo prima di tutto conoscerci tra di noi. Alla politica diciamo che deve capire chi fa cosa e non aver fatto quel grande minestrone che non sappiamo chi siamo, non ci conosciamo, avete fatto dei carrozzoni, parlo in generale, che non servono a niente e noi abbiamo creato questo villaggio Simona proprio per cercare di capire intanto chi siamo, chi fa cosa, perché come dice Simona, se noi abbiamo associazioni di volontariato che hanno questi mezzi, perché li hanno, sono quelli grandi, quei campanili grandi che hanno pulmini, hanno tutto, per andare a prendere Simona e portarla dove essere portata, ma non vanno perché Simona non li conosce, oppure loro non vanno da Simona perché non conoscono Simona o non hanno il personale, cosa assolutamente non vera, perché loro ce l'hanno il personale, io li invito qua, perciò dobbiamo, la politica deve intanto dividere chi fa cosa, di cosa ho bisogno in questo momento, cosa è arrivato il servizio sociale in comune, le telefonate di questa mattina, andiamo a aiutare con chi? Con quelle che possono fare questo servizio. Invece cosa hanno fatto Simona? Ci hanno messo tutti dentro, tutti facciamo tutto, poi sentiamo Simona che dice devo prendere il taxi per andare a fare la visita dove devo andare, il ragazzino che non può andare a scuola perché non c'è il pulmino che lo porta. Capite che sindaci dovete muovervi anche voi, perché noi i messaggi ve li abbiamo dati e se a Roma qualcuno non vi ascolta, voi avete gli eserciti che siamo noi che vi votiamo e dovete farvi ascoltare, perché non è possibile sentire una Simona che dopo anni e anni che diciamo le stesse cose, abbiamo 350 associazioni di volontariato, sì, dove sei, chi sono? Ecco, io ho creato questo villaggio, la prossima volta che faremo questa un'altra riunione, pensa con la pioggia sono venuti 90 associazioni domenica, con la pioggia, e sai cosa dicevano Simona? Siamo noi il sole, Mirella, andiamo avanti, hanno preparato tutto, fate vedere le immagini per cortesia che avete intanto che parlo, che così andiamo meglio, per far capire che loro ci sono, guardate come hanno preparato, e pioveva, hanno preparato tutto come fosse una giornata qualunque con un sole enorme. Alle 15:30 Simona abbiamo dovuto mandare a casa i diversamente agili perché erano congelati, loro volevano rimanere là ma noi abbiamo detto meglio anche no. Capisce che forse se c'è la volontà di fare ce la faremo, però abbiamo bisogno, Presidente, io credo che il tema parlate di questo in provincia forse? Ma credo che il tema sia assolutamente correlato anche a quello che dicevamo prima, almeno quello che ho cercato di esporvi, perché credo veramente che, guardate, io sono sindaco di un comune, il comune di Stienta, 3.100 abitanti. Stienta. Lo dica bene che magari qualcuno così la vede anche per la prima volta. Comune di Stienta. È un comune di 3.100 abitanti. Immaginarsi che cosa sia, che cosa significhi essere sindaco di una comunità così, e che io lo dico con grande orgoglio, perché credo che ci siano talmente tante peculiarità e talmente tante potenzialità all'interno di questi contesti, e una di queste è proprio la capacità nostra. È chiaro che tutto questo forse è poco formalizzato e poco istituzionalizzato, ma nasce dal nostro senso di responsabilità nell'esserci ogni giorno, nell'essere a contatto con una comunità e vederne, viverne i bisogni, a contatto ogni giorno con l'assistente sociale, con gli uffici, vedendo veramente il bisogno, come arriva, da che parte arriva e come andare ad intervenire. E in questo cerchiamo di coinvolgere il più possibile le varie realtà di volontariato, perché sono assolutamente
insostituibili. Da un certo punto di vista questo lo noto con un senso di negatività e di pessimismo, perché invece avremmo dovuto fare, la politica in generale avrebbe dovuto creare un altro contesto dove non c'è bisogno del volontario, però di fatto c'è e sta facendo tanto. Allora il coinvolgimento del volontario, il coordinamento del volontario, ma essere assieme a lui nel cogliere il bisogno e nell'andare direttamente, lo dico, si vede meglio nelle piccole comunità perché siamo noi stessi ad esserci, e quindi credo che questo sia un valore che ancora di più sia da trasporre anche ad altri livelli. È per questo che non si può tenere lontano dal territorio la competenza, perché questo ci potrebbe mettere meglio nelle condizioni in maniera più funzionale di operare per i bisogni delle nostre comunità. Se non ci vengono date queste competenze, se non siamo in grado di far lavorare i comuni al meglio, perché i comuni hanno bisogno anche di un livello superiore, come diceva il collega, è tutto lì il valore delle province, ed è il valore dei territori che potrebbe venire fuori con la ricchezza che viene proprio dall'essere, sì, da un certo punto di vista piccoli, ma che vuol dire essere a contatto con le persone. Guardate che non c'è niente di meglio nell'esperienza di essere sindaco che essere a contatto con le persone, soprattutto dove c'è il bisogno, perché è quella la vera e unica gratificazione nel riuscire a fare ciò di cui c'è bisogno. Siete gli unici dove possiamo arrivare, dove ci ascoltate, perché dopo di questo non c'è niente, dopo il sindaco non c'è altro. In provincia non si arriva, glielo dico io, non si arriva in provincia. Guarda, in regione Mano, Roma, non ve ne parliamo, perciò siete l'unico punto di riferimento che hanno i cittadini Mosole. Sì, è vero, però noi siamo l'unico punto. Io parlo dell'esperienza mia, insomma, il confronto con gli uffici è quotidiano, in particolare con l'ufficio dei servizi sociali. Noi abbiamo messo in piedi una nostra rete, quindi abbiamo dei mezzi, e li voglio ringraziare, ringrazio ogni giorno, ogni volta che li vedo, ma li voglio ringraziare anche attraverso l'opportunità che mi dai. Abbiamo una quindicina di volontari che tutta la settimana a rotazione consegnano i pasti caldi, fanno il servizio anche di trasporto per le persone in difficoltà, che siano anziane o persone che comunque hanno delle fragilità, dove li portano a fare delle terapie, a fare delle visite specialistiche, quando la famiglia manca. Però abbiamo dovuto tirarci sulle maniche noi, trovare le disponibilità delle persone, che ripeto ringrazio perché hanno deciso di investire 2 ore, 3 ore del loro tempo quotidiano per far questo. E il problema della politica ad alti livelli è che sanno perfettamente che noi alla fine, noi che siamo sul fronte, ci tiriamo sulle maniche e che c'è il volontariato. E quindi dico, No, posso dire da un certo punto di vista che è come un flipper, cioè la pallina alla fine cade sempre lì e lì si ferma, e lo siamo noi comuni. Simona, come ci saluti veloce perché sono in chiusura? Vai Simona, chiedi che hai la politica stamattina, te lo dico io, parla possiamo Simona. decidere noi. Secondo me noi parliamo, non andiamo a parlare, i sindaci, regioni, sono andata anch'io tante volte, ma alla fine bla 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 bla, e poi torni a casa e tanto come prima, perché è vero che ci sono questi servizi di volontariato, ma tipo in certe situazioni, e lo dico perché le ho vissute direttamente, magari questa associazione ha 5 pulmini, riesce a farne andare 2 perché per gli altri non c'è il volontario che li guida, perché ripeto, non tutti hanno il tempo a disposizione, anche volendo, magari non in quell'orario, magari non in quel momento. E io sono rimasta a casa più volte, ma per queste situazioni qui, non perché è inutile che diciamo le cose. Io vivo a Feltre, non è mica poi così grande come cittadina, però i problemi esistono e la provincia di Belluno non è messa meglio certo di quella di Rovigo, in quanto a provincia dimenticata e lasciata un po' insomma da parte come disagiata, per cui bisogna andare direttamente in comune, siamo segnalati le persone che hanno difficoltà, ma a me non è mai venuto nessuno a chiedere se ho bisogno di qualcosa, e quando sono andata io mi hanno detto ma adesso vedremo, passeremo all'ufficio, adesso servizi sociali, adesso consulteremo, vedremo, e poi basta, perché poi dal Covid non siamo usciti migliori, siamo usciti peggiori. Grazie Simona Zanella, grazie veramente, io spero che queste parole che ha detto Simona vi arrivino, capite l'importanza di dare ascolto e soprattutto di unire le forze. Io sono convinta che se anche a Feltre non ha la possibilità del pulmino,
vicino a lei c'è qualcuno che ha il pulmino che la può prendere, te lo posso assicurare Simona. Il problema è che dobbiamo mettere assieme le forze. Tu non hai, ce l'ho io, vengo io, come facciamo oggi con le derrate alimentari, ce le scambiamo, non le hai tu, ce le ho io. Ecco, voi dovete fare questo, mettervi assieme, capire le esigenze, chi bussa alla porta, e il mondo del volontariato può arrivare coi pulmini, con quello che ha a disposizione per aiutare Simona o tutte le persone che hanno necessità. Detto questo, io ringrazio veramente Enrico Ferrarese, presidente provincia di Rovigo e sindaco di Stienta. Cosa vuol dire Stienta? Da dove nasce? È ancora incerto, però pare che nella radice ci sia comunque un riferimento probabilmente a Santo Stefano, Pensavo a Stenti, che è nato con gli stenti, è nato Stentia. No, perché se anche fosse non lo direi, perché credo che siamo tutto un territorio, anche la nostra provincia, che non ha mica bisogno di piangersi addosso, anzi io credo, e stiamo lavorando per quello, che ne abbiamo tante di bellezze, di ricchezze e di peculiarità. Senti Simona, senti cosa ha detto il presidente della provincia di Rovigo, vedrai che arriverà anche a te l'aiuto, te lo prometto, guarda, te lo prometto, perché io ho sindaci vicino a te che hanno detto che hanno tutto e io voglio chiedere come mai a Simona non arriva questo aiuto, te lo prometto Simona Zanella, grazie. Sindaco Mosole, come ci saluta veloce? Intanto ringraziando per l'opportunità e dopodiché è tutto giusto quello che è stato stamattina, però come si diceva, siamo alla fine del flipper, siamo sul fronte. Noi facciamo quello che possiamo con quello che abbiamo, non tutti riusciamo a far tutto naturalmente, perché io magari riesco a fare qualcosa, il collega riesce a fare qualcos'altro. È chiaro che anche noi tante volte, le porte le troviamo chiuse anche noi, sappiate. Grazie ai miei ospiti, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bentornati con noi. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi delle code di scampi marinate all'olio e limone con un lettino di radicchio trevigiano. Come potete vedere, qui abbiamo dei bellissimi scampi freschi e qui abbiamo delle code di scampo. A seconda di ciò che voi trovate, potete usarle indifferentemente, il procedimento è lo stesso. Noi oggi useremo delle code di scampi fresche che prenderemo, gli toglieremo la testa e andremo a pelare in questa maniera. Ecco, stringiamo un attimino sotto. È un piatto che si prepara almeno un giorno prima perché lo scampo deve avere il tempo di cuocersi nel limone. Quindi dobbiamo organizzarci il giorno prima per poterlo gustare il giorno dopo. Dopo che abbiamo pelato le nostre code di scampi, andremo con un coltellino ad inciderle centralmente, come potete vedere, in modo da togliergli lo sporco, diciamo, che hanno all'interno. Le laviamo leggermente sotto un po' di acqua eventualmente, dopodiché andiamo a disporle in un recipiente e con l'aiuto di mezzo limone andremo a irrorarle con il limone, che io ne preparo solamente 2, ma comunque una porzione diciamo è di circa 4-5 pezzi se usiamo gli scampi grandi. Poi un pochino di prezzemolo, una spruzzatina leggera di sale, un goccetto di olio e per dargli un po' più di sapore diamo anche una leggerissima spruzzata di pepe. Ecco, questi li lasceremo in frigorifero coperti per una giornata. Il giorno dopo saranno marinati ed ora vi mostreremo come presentare il piatto. Noi chiaramente nel frattempo abbiamo marinato la sera precedente alcuni scampi in modo da potervi far vedere il piatto terminato. Quindi andiamo a comporre il piatto prendendo un po' di radicchio castellano, lo tagliamo a julienne, radicchio che è stato precedentemente lavato e asciugato. Tagliamo questa
julienne di radicchio, la disponiamo nel piatto cercando di creare un piccolo arco, dopodiché prendiamo le nostre code di scampi, le disponiamo al centro del piatto. Come potete vedere sono leggermente più bianche rispetto a quelle che avete visto un attimo fa, perché chiaramente il limone nell'arco della nottata ha cotto lo scampo. Quindi è un alimento che si può tranquillamente definire crudo, ma non lo è, ed è tranquillamente alla portata di tutti quanti. Chiudiamo con una rondellina, con una goccetta di olio su tutto il composto e terminiamo salando e peppando un pochino anche l'insalata, in modo che possiamo gustarci questo piatto simpaticissimo e freschissimo in tutta tranquillità. Ah, dimenticavo, se gradite, a questo piattino si abbina molto bene un pochino di grana fatto a scagliette, provatelo e poi dopo che l'avete provato ce lo sapete dire in redazione tramite un'email, perché è un abbinamento strano, ma io sono convinto che incontri il vostro gusto.